eccolo là, non so eccolo là, che qua hanno c'è. perché io detesto, io da tavolo non riesco. Non si accende. Troppo. Non è un bel momento per i sindaci. Questo comunque funziona. Questo funziona adesso. Sì. Questa è gestione dell'area, no? Per quanto riguarda noi in pubblico l'invito per sabato, lo fai o no? Ma l'invito anche stasera? Sì, No. per sabato. Che visto da chi che ha copiato noi Veneti, Indipendenza noi Veneto, che va a copiare il mio. E sai che sei qua dentro, su Indipendenza noi Veneto? Leopoldo Botero, il ex assessore, quello che mi manda a casa. E dopo le elezioni lui si è messo contro di me nella casa ancora. Sì. Poi che c'era una qua. Che mai visto tanta gente non lo sempre. Lo so, c'è venuta a salutare perché Tanta magari. Dimostrazione di dilettantismo. quando Qua mi chiede. ciao Michele. Sì, dai, tutto a posto. Qua. Allora, c'è già. No, perché non c'è. Poi tu, poi Andrea Favero, professore, e poi Alessio E Che fa Andrea dopo di Norris, è tutta la parte del diritto dell'ultimo. loro mi hanno detto chi fa la serata. Io stasera sono solo, No, cambio, cioè mi hanno messa dentro. faccio il terzo, Adesso secondo me l'Ops, che è la voce della. Poi Andrea Favero, dopo tu, dopo Alessio. Va bene, perfetto. Anche secondo me infatti questa rete è giusta. E invece volevo vedere un secondo che c'era. Aspetta
2 minuti, no, aspetta che io vado a vedere. Diceva Alessio dopo di far parlare i candidati. Alla fine cosa facciamo? Alla fine non li ascolta più nessuno. Quando finisce sabato, terzo intervento per parlare un po' ai candidati. Okay. Gira Giovanni le pagine, dici tu. Vabbè. Sono quelle integrali di Tanti da cominciare, se no sì, E nell'imposizione adesso della serata dico un po' il discorso del movimento di persone, movimento strutturato senza presidente, Storia, cosa abbiamo fatto? senza... Fai un po' di cronistoria di quello che abbiamo fatto. Perché se devi stato, perché sapete che il presidente della Senato? Sì. Dove siamo? Dove è là che ci? Sì. Io mi alzo in piedi, vengo da se no ci sono dietro, ma mi alzo in piedi e sposto di là. Sì. Non so niente. Di abbassare il volume? Ma abbassare il volume di cosa? Che volume dobbiamo abbassare? Non so mica io. Chi sei che gestisce che parte della presentazione tu? Fatto. Secondo me puoi dire, se ci siamo tutti possiamo partire. Ci siamo. Il volume forse di questo, se c'è il volume. Te lo dici sempre che Hanno detto abbassare il volume. Per la... Vado Alessio? Alessio? Vado? Ok. Allora, se ci siamo un po' tutti, invito chi è fuori ad entrare e cominciamo la serata. Ci scusiamo un po' per il ritardo, ma come sempre si aspetta che arrivino un po' tutti quanti. Intanto vi ringrazio per essere qui questa sera, per aver fatto questa scelta, che è già una scelta, il fatto di uscire di casa e di venire ad ascoltare un progetto, perché poi questo è un progetto fatto di persone, di tante persone come voi che hanno partecipato ad una prima serata. Il progetto ovviamente è partito da delle menti e poi però ha preso forma grazie proprio al fatto di essere riusciti a trasferire questo a tantissime persone. È un grande progetto di libertà e quindi questa è già una parola che da sola dice tutto. L'indipendenza veneta è nata più o meno 3 anni fa, quindi è un movimento giovane, un movimento fatto appunto di persone, che ha lavorato proprio con la forza della gente, con la pressione delle persone, perché all'interno delle istituzioni noi non abbiamo e non abbiamo tuttora nessun rappresentante. Quindi il lavoro è stato fatto proprio da persone come voi, che hanno piano piano costruito, dato forma, plasmato e ottenuto in questi 3 anni delle tappe comunque veramente importanti per il nostro territorio. Nell'arco di questi 3 anni noi abbiamo fatto dei passaggi fondamentali che sono stati, uno, quello di far pressione nella regione perché si attivasse anche con gli organi internazionali, e quindi noi siamo passati attraverso Bruxelles per capire se il Veneto aveva la possibilità
di utilizzare quello che è il diritto internazionale, e poi i relatori di questa sera vi delineano, vi spiegheranno bene come effettivamente si attua. Io vi do solo una carrellata veloce. Quindi attraverso la Regione abbiamo fatto attuare una legge proprio per il referendum, e questa legge è stata praticamente votata a giugno. Ci sono stati diversi passaggi attraverso i quali noi abbiamo fatto pressione anche grazie ai sindaci che hanno aderito e che a loro tempo quindi hanno supportato il progetto, e è quello che ha dato anche ricchezza e forma e anche ovviamente un certo peso in quelle che poi sono le istituzioni della Regione. La cosa comunque, diciamo la pietra e quella che è la linea di demarcazione è proprio il passaggio che c'è stato a giugno di quest'anno. Attraverso raccolte di firme e passaggi dall'anno scorso a quest'anno siamo riusciti a far sì che in Regione venisse votata a maggioranza dal Consiglio regionale la legge che si chiama legge 16, la quale praticamente dovrebbe dare attuazione a quello che è un referendum con un quesito unico e semplice, un quesito che chiede praticamente ai cittadini: volete voi che il Veneto ritorni ad essere una repubblica sovrana ed indipendente? Quindi espressione massima di democrazia. Il lavoro che ha fatto Indipendenza Veneta è proprio questo, ed è quello che vuole restituire voce a tutti i cittadini. In un momento che stiamo vivendo tutti quanti, e lo vediamo sotto gli occhi dalle notizie, da tutto quello che ci circonda, in cui la sofferenza è a tutti i livelli, perché riguarda dai giovani, dai bambini, dai giovani agli anziani, e prende dentro tutti i vari livelli, proprio a livello sociale. È una questione che quindi riguarda tutti e richiede però la responsabilità anche di tutti noi. Ma il bello è proprio questo, perché noi vogliamo tornare a restituire la partecipazione alla gente. Sapete che partecipazione e libertà, e soprattutto conoscere, di informarsi, ci permette di scegliere. Indipendenza Veneta vuole proprio questo, vuole ridare alla gente la possibilità di dire quello che pensa, vuole ridare alla gente la possibilità di contare qualcosa. Perché oggi come oggi abbiamo visto anche nelle scelte che sono state fatte a livello del governo che ormai ben poco noi possiamo dire, possiamo solo fare, perché vediamo che le imposte e le tasse quelle arrivano sempre, però quando si tratta di chiedere la parola o di dare la possibilità ai cittadini di esprimersi, la questione diventa abbastanza difficile. L'abbiamo visto con le province, che infatti non andiamo più ad eleggere nessuno, perché non decidiamo più nulla noi, sono state tolte nascondendole dietro a un discorso di risparmio economico che poi in realtà non c'è, ma in realtà quello che è stato risparmiato è proprio l'elettività. Lo vediamo con la riforma che c'è del Senato, dove anche lì i cittadini non metteranno preferenze e quindi non avranno la possibilità di decidere nulla. E quindi io credo che fondamentale, prima di tutto, se si vuole pensare a guardare il futuro, sia proprio dare importanza alla gente, visto che sono i cittadini quelli che fanno parte poi della comunità, dello Stato, quelli che poi riempiono le scuole con i ragazzi, quelli che poi rendono vivo uno Stato. E quindi per essere rappresentati c'è bisogno di essere anche ascoltati. Invito tutti quanti quindi questa sera a prestare attenzione, ad ascoltare, vi assicuro che troverete veramente ricchezza negli interventi che adesso avrete delle persone che sono qui ospiti, persone che sono ovviamente preparate in settori diversi, ma soprattutto che vi lasceranno qualcosa, quantomeno vi faranno riflettere, perché oggi c'è proprio bisogno di riprendersi dei tempi per pensare. Io credo che tutti quanti siamo talmente ormai presi dalla frenesia di correre e di assolvere a tutte le incombenze che aumentano di giorno in giorno, che purtroppo abbiamo un po' ceduto questo, no? L'interessarsi, non parlare solo dei problemi, ma anche cercare delle soluzioni, impegnarsi per tentare di risolvere, vedere cosa c'è, saper e poter scegliere soprattutto. Quindi il fatto appunto di partecipare significa proprio poter poi avere la possibilità di scegliere tra quello che uno ha visto e ha sentito. Questo avrete modo di farlo anche questa sera.
Io non vi trattengo in altro perché i relatori sono tanti e il percorso nostro, se dovessi spiegarvelo dettagliatamente, è comunque lungo perché in 3 anni tante cose si sono fatte. Però, vi ripeto, la pietra che deve rimanere è che comunque in Regione Veneto c'è una legge che è lì ferma da giugno, non è stata attuata, e questa era una competenza della Regione e di coloro che sono lì a rappresentarci e che ovviamente sono anche pagati con soldi dei contribuenti. Avrete modo adesso di capire comunque come poi noi abbiamo deciso di intervenire sul fatto che comunque la legge è rimasta sospesa. Diciamo che è rimasta lì ferma, non c'è stato il coraggio di portarla avanti. Noi, essendo dall'esterno, abbiamo fatto tutto un lavoro fino a un certo momento in cui eravamo in grado di gestire, di fare una certa pressione. Adesso come adesso diventa difficile andare avanti se non con la scelta che abbiamo fatto come gruppo, perché tenete conto che noi siamo comunque un movimento di persone strutturato, non come un partito, perché proprio la scelta è quella della democrazia, è quella proprio di non avere una persona che sia a capo e che rimanga sempre quella, perché c'è uno spirito che guarda alla Svizzera e quindi ha un qualcosa di leggero, un qualcosa di agile, di veloce, per cui abbiamo dei gruppi di lavoro su tutto il territorio che sono tante aree che hanno un coordinatore, dei rappresentanti, e poi al di sopra di questi che coordinano ulteriormente ci sono dei consiglieri, di cui una faccio parte anch'io, e qui ce ne sono altri di presenti. Quindi è proprio un discorso che proviene dalla base andando a crescere, ma non c'è un presidente, un segretario che decide per gli altri, decidono proprio i gruppi con votazioni e quindi con una forma proprio di democrazia diretta, che è quella che noi ci auguriamo di avere in uno Stato futuro indipendente. Partirei con il primo ospite, che tra l'altro è una persona conosciuta da molti, penso di voi, perché è un rappresentante delle istituzioni, comunque il primo referente a cui la gente fa riferimento quando ha bisogno di qualcosa, di solito è il sindaco. E il sindaco bene sa di cosa ha bisogno, appunto, di cosa necessitano le persone, perché tutti i giorni sono assillati da richieste, ahimè, spesso adesso in questo periodo anche molto, molto pesanti e alle quali è molto difficile dare risposte. Quindi invito Loris Mazzorato, che è sindaco di Resana, a riportarvi la sua testimonianza. Buonasera a tutti, grazie Silvia, grazie anche a tutti i relatori che sono qui e grazie a voi questa sera per essere qui, perché come diceva avete già fatto un primo grande passo, lasciare la casa per andare a informarsi, e credetemi, non è facile. Allora io prima voglio farvi una domanda: preferite che questa sera io parli in dialetto italiano o in lingua veneta? Boh. E allora stasera parlo in lingua veneta, ok. E non sia a caso che ho detto dialetto italiano o lingua veneta. Il Veneto ha 1100 anni di storia. L'Italia, lo sappiamo tutti quanti chi nega, quindi viene dopo, quindi mega copià e mai. A parte questo, visto che più di qualcuno ha risposto, vi faccio anche un'altra domanda. Chi dei no altri, e qua vi prego di alzare a mano e non stai a scondarvi, oppure se qualcuno non vuole non la alza perché siamo in democrazia, chi dei no altri si sente Veneto qua dentro? Boh, perfetto. Non voglio fare a controprova, però vi faccio un'altra domanda. Visto che siamo veneti, chi dei no altri fuori da casa ha una bandiera? E ora, chi che la tegna mai alzata e tutti quanti guardavi intorno per cortesia? Allora, che c'è una roba da dire. Per essere veneti bisogna anche dimostrarlo. Quando uno crede, ha un credo, una fede, la deve dimostrare. Deve portare avanti le proprie idee, i propri ideali. E purtroppo, oggi i mega insegnà che parlare la lingua veneta semmai è una roba brutta. Noi altri veneti nei film mi mega sempre fatto vedere come i servi, come i poentoni. I mega sconto la nostra storia. Non mi ha mai detto chi che siamo. I ha sempre travisato tutto quanto. E ora mi c'è un invito che vi faccio, la prima roba che vedevo stasera. Se vuoi cambiare, se vogliamo cambiare, non ha da cambiare lui, Alessio, Ea, queo, ognuno di noi altri ha da fare un passo.
Guarda che il cambiamento non passa perché, scusami, 2000 anni fa aspettava che arrivasse Salvatore. Quando che lei arriva, noi lo riconosciuto e io l'ho messo in croce. Cosa voglio dire? Che chiunque arriva non verrà mai riconosciuto. E ora cerchiamo altri di dire siamo quelli che puoi salvare. Perché fra poco ognuno di noi altri ha da fare una croce. E sta croce cambia la storia. La storia si cambia in due maniere, o con questa o con le guerre. Siccome quando che se a voglia... Quando abbiamo voglia di fare guerre, abbiamo voglia di mettere fuori un simbolo. Quando che andiamo per strada e vediamo una casa con una bandiera, una davanti e una da drio, no, una davanti e una da drio, al manco uno dice, qua abita un Veneto. E ora, se diamo coraggio, ma abbiamo paura. E cosa dice il mio vicino? È il mio direttore commerciale, viene da Napoli, e dopo il mio licenzia, ma di cosa abbiamo paura? Della nostra identità, della nostra storia, del nostro credo. Vorrei che mi ha fatto lavorare per anni in altri in Veneto. Metti via schei, capannoni, case. Vedo anche qualche bello orologio picca qua se manda qualcuno, no? E ferie, magna fuori, il computer, il telefonino, il palmare. E siamo concentrati sull'avere, avere. E ora qualcuno da Roma ha detto, ma mi dico Roma, ma non è Roma che intendo Roma, intendo proprio lo Stato, il sistema finanziario. Ha detto, cominciamo a portare via tasse su a casa, tasse sui rifiuti, tasse sulla luce, tassiamo i redditi. Come che non bastasse, mi ha messo su quel posto qualche giorno fa. A me mio ghesa ha detto 2 anni fa questo, quando ero sindaco. Guarda che i schei sui banchi inveciava Popolare di Vicenza, Veneto Banca, meno 25%. Ma non perché ga prestai schei fassi, perché se Dio c'avarmi tutti, che sei una strategia di mettere uno contro che altro, e in poco a volte inveciava tutti. Tant'è, e questo è un dato drammatico, 2014 più 59% di suicidi. In Veneto. Perché abbiamo sempre pensato a lavorare e a poco alla nostra identità. Chi che siamo? I nostri valori. E rispetto, e darsi una mano, a cultura, a solidarietà. E invece siamo dovuti diventare freddi. Siamo dovuti diventare italiani. Dovremmo essere veneti, rivendicare questo spirito. Vorrei che se Dio dirmi di che robe, allora ieri ero in diretta nazionale su Canale Italia e mica ho detto, con tutto il rispetto di quello che è successo durante la prima guerra mondiale, si è morto anche un mesio. Ricordiamoci che siamo stati in un paese di invasori e vi dico anche, la triplice intesa di cui l'Italia si impegnò a scendere in guerra contro gli imperi centrali che gli erano alleati, erano alleati però che abbiamo messo su quel posto, sul Padadrio, si impegnò a scendere in guerra contro gli imperi centrali nella prima guerra mondiale in cambio di cospicui compensi territoriali. Cioè, mi te tradisso, ti che te sei mio amico, e lui in cambio mi ha dato Trieste, se vinsemo a Dalmazia, Croazia, Trento e tutto quanto. E ora ricordai una roba. Noi altri siamo andati a invadere che altri, in cambio della terra, in cambio di schei, del potere. E cosa è successo? Che adesso mi obbliga, mi sindaco, di andare a celebrare a vittoria, a liberazione. E ora, scusa un attimo, c'appa una bella signora, ti. No, non sta preoccuparti, non ti faccio niente. Non ti faccio niente, anche se ti si bea. Go qua a mia moglie, quindi non posso andare oltre. Mi vengo a casa tua, ti porto via a casa, te violento, tuo figlio, che magari è bea giovane, sei là, perfetto, bellissima. E che sei anche il moroso, o ciapo a sciafoni che taglio a testa. Mi impossesso della tua casa e fra 100 anni dico, celebro a me vittoria, perché ho conquistato una casa. Vi rendio conto cosa che siamo di celebrare? Vi rendio conto? E ieri su una televisione una signora mi ha detto tante di che influenze, che sono ignorante, che sono di qua, che non conosco la storia, perché nel 1850 a Trieste si parlava l'italiano e ti sindaco ti si dio umilia. 1850 ragazzi, che era l'impero austro-ungarico. Cioè,
Ormai la cultura italiana ha travisata la storia. Mica come cognatri este. Quando si parla di zona A, zona B e zona C di Trieste, del territorio libero, non sa neanche cosa che sia. Non vi è scritto sui libri della storia. E mi conta tante di che bugie, ma tante di che bugie, che noi altri veneti se vergogniamo. Quindi, ricordiamoci, questa elezione qua non si vinse perché uno è più forte, uno è più bravo, uno è più mona, uno è più coglione. Si vinse se avevamo una fede. E non stiamo a lamentarsi che gli islamici che viene qua, i hanno fede che noi altri abbiamo perso, a colpa se nostra. Dovevamo noi altri crescere, credere in noi altri stessi. Se noi altri credemo in noi altri stessi, un esercito non lo sconfigge nessuno. Quando che siamo alla disfatta del Caporetto, che ognuno va via per i cavoli sui, perché mi guarda a difendermi a casa, mi l'orto, mi che in banca, non demo da nessuna parte, perché con l'avere non demo, mi manca l'essere. Quindi, quello che voglio dirvi, che voi più coscienza, più consapevolezza, più preparazione, più altruismo, dovremmo parlare in termini di sovranità, che deve essere il popolo che decide, non deve essere che altri che decide fanno altri, perché altrimenti non demo da nessuna parte. Vi dico solo alcune cose, perché tanti sa che mi chiamano da casa quando ero sindaco, adesso ho avuto la sfortuna che sono stato rieletto ancora purtroppo, perché probabilmente di voi che continui con le lotte. Mi voglio darvi solo alcuni dati, perché adesso se devo fare una battaglia sulla Costituzione calpestata, perché mi voglio via, mi piace, ma non provocare, mi piace dire robe come che sta. Mi faccio i bei manifesti, la Costituzione è morta e calpestata qua, bara da morto. Sindaco, è oltraggioso, a bara da morto. No, signori, articolo 1 della Costituzione, ma mi ve ho leso, proprio perché sono sindaco. Cosa dirvi queste robe ai miei cittadini? Però purtroppo non vogliamo sentirsi dire la verità, vogliamo sentirsi dire bugie, perché la verità fa male. E ora l'articolo 1 della Costituzione dice questo: la Repubblica è una indivisibile, riconosce e promuove... No, scusa, l'articolo 1 è: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Dove c'è il lavoro? Dove c'è il lavoro? O sapete cosa che si deve fare l'Europa? Si chiama giovani garanzie. Che c'è qualche giovane che ha mai sentito parlare di giovani garanzie? Oh, Sacramento, nessuno qua. Vabbè, 18-29 anni, chi è senza lavoro, laureati indipendentemente da tutto? La Comunità Europea mette a disposizione dei borse lavoro da 500 euro al mese. L'azienda li assume, fa dei tirocini, non che costa niente. E i nostri giovani? Mamma, i mega tira su! 500 euro al mese. Vorrei che si dio impoverirmi. E ora siamo contenti, ti si senza acqua, ti do un giorno e anche col deo dentro e ti incontenti. Noi altri siamo drio, insegnare alla nostra generazione, attenti che a colpa è nostra che accettiamo sto fatto qua, non sapete che altri. Siamo drio accettare il fatto che i nostri giovani gavaranno un futuro da 500 euro al mese. E ciò, attenzione, se noi accetta, viene di arrivare qua a migliaia, Capivo che se chi si Dio fammi fare una guerra tra poveri. Ecco perché mi dico, tiremo fuori quello che avevamo in mezzo alle gambe per i maschetti e femmine, non so come che si dice. Femo se vedere chi che siamo, che abbiamo una cultura, una storia, un amore, un rispetto, che creiamo al futuro. E vedrò gli ultimi dati perché vado via veloce perché mi ha detto di far presto perché mica tacco ciacquare e non finisco più. Negli ultimi 3-4 anni 40.000 veneti sono andati all'estero. Chi sei che va? Noi vecchi. No? Vai giovani. E ora famo studiare, i mandiamo a scuola, e c'è poi perché ti si carina, ti fai l'università e tutto, e a rinuncia a tutto. E dopo che andiamo all'estero a costo zero. Perché qua non c'è lavoro, o se no che se le borse del lavoro della comunità 500 euro al mese. E ora a se taglia e vene rinuncia a tutto per i fioi e gli diamo per niente all'estero. E qua restiamo sempre più vecchi. Futuro qua oseo, 500 euro al mese. Sapevi che in Grecia e pensione è che passare a 300 euro. Ho parlato ieri sera con un operatore economico del mio paese che l'enda là, ha detto l'oris drammatico, ma questo me lo aveva già confermato altri. E gatta guarda che mi tocca anche a noi altri se andiamo avanti con questa strada, perché un poco a volte mi porta via tutto. Dopo, quante baiotti mi conta che sia ripresa? No signori. Purtroppo il saldo tra occupati
disoccupati e qui che ha perso il lavoro e qui che ha trovato lavoro è negativo. Però i giornali non lo dicono, l'ordine devono dire la verità. E mi conta tante di che vai, che fa paura, e vado in velocità. E parla di riduzione della spesa per i comuni, per gli enti. Ciascun ente deve conseguire del risparmio e il corrispettivo versamento al bilancio dello Stato. Cioè hanno altri continua a cavarmi e io dà allo Stato. E allora se hanno altri me cava, io dà allo Stato e il debito pubblico continua a aumentare, chi è che me ciava i schei? Ma se che mi ha mai fatto sta domanda? Cioè si continua a tagliare e il debito aumenta, vuol dire che qualcuno sedrio contare bugie. Infatti che c'è qualche giornale che dice in grande Renzi, ma non è tanto Renzi, attenzione, è il sistema. Renzi la smetta di dirci balle, e parla che la disoccupazione è aumentata di un altro 0,1%, però che altro giornale che è il suo amico, assunzioni record, crescita del 71%. E ora, io mi conta tante di che robe, in modo che mi manda in confusione. Con siamo in confusione, io mi fa fare quello che vuoi. Ecco perché, ecco quasi terminato, però voglio darvi dei dati, perché mi so cattivo, perché mi protesto, perché mi ho il coraggio di dire quello che penso. Perché da quando che sono diventato sindaco nel 2009, mi guaserai i debiti del mio comune. Sono uno dei pochi comuni in Italia, per cui io mi protesto, per cui io mi pretendo i miei diritti, per cui io mi fuori dal comune con sta bandiera, nonostante ho tutti contro. Mi ho questa fuori. Per cui io mi ho messo fuori al mio comune a si informa che in sto comune si parla anche la lingua veneta, perché sono orgoglioso della mia lingua, della mia storia, delle mie tradizioni, dei miei costumi, del mio pensiero, della mia gente. E dico questo, i miei cittadini pagano 30 milioni di tasse all'anno. Lo Stato, dopo che te paghi le tasse, ha date dei trasferimenti per garantire i servizi. Mica un trasferimento dallo Stato negativo di 600.000 euro. Cosa vuol dire? Che dopo che mica ho pagato tasse come cittadinanza, mi come comune mi tocca aumentare le tasse locali e dare in drio 600.000 euro allo Stato. Se come dire, te vai a lavorare, te ciapi 1.500 euro, però siccome mi solto paronso, o figo, ti si brutto, ti mi ne indrio 2.000. E mi va a vivere, ascoltami, date da fare. Demose da fare. I miei vai con le azioni della banca, i commissariai ai crediti cooperativi. Basilea, Banca Centrale Europea, ma quante baiotte me conti? I sedrio a portarmi via sovranità, non a caso, migo sta maglietta, con Draghi, che qua parla di cessione di sovranità, perché il popolo non deve più decidere. È questo che si deve fare a livello europeo. Questo che mi piace di questa squadra. Perché, mi dispiace dirlo, non è che lui vincerà le elezioni, ma questo è il seme. Non è detto. Noi siamo convinti di sì. Questo è il seme. Questo è il seme, noi altri siamo il seme della nuova rinascita. E la rinascita parte da stasera. Allora sera, e ora termino, mi incassa con 4.700.000 euro che il patto di stabilità non mi ha a spendere, mica le scuole che non sia a norma con le regole antisismico. Renzi se venuto a Treviso, ogni comune farà baiotte. Migo i schei non mi ha a spenderli e se scoiva sono mi responsabile penalmente. Qui schei in cassa e non ho debiti. E rispetto a spesa corrente, a spesa standard, sono sotto del 20%. E ora dico questo, demose da fare tutti quanti. A mattina guardemose a specchio e che ho il coraggio di dire, se mi faccio quello che ho fatto ieri, se faccio quello che ho fatto l'altro ieri, non cambieremo. Questi seomani che mette a faccia. Questi seomani che finché altro di era per strada e lavorava e ha capito che così non si può andare avanti. E ha avuto un gran coraggio. E ha avuto il coraggio di cominciare a arare e semenare. E ora, il futuro è stupendo. Se faimmo, non faisse che altri. Sapevo chi che faisse? A persona che a mattina che te in bagno davanti specchio. Domani mattina come sei, andai in bagno, ho detto, ascoltiamo quel macaco del sindaco. In pissè a luce mi raccomando e guardavi a specchio che a persona là a se quella che sei responsabile del fallimento o del successo di questa iniziativa qua. Allora, grazie come sempre a Loris Mazzorato perché riesce sempre a scaldare gli animi, però dice una grande verità.
Noi non siamo qui casuali, non siamo arrivati qui e viviamo così, nello sbando. Io credo che tutti noi all'interno di questo territorio lo amiamo, perché ne abbiamo assorbito quelli che sono proprio, anche Alessio li chiama nel suo libro, i profumi di un territorio, perché sono legati veramente anche a dei profumi, a delle emozioni, non solo al fatto di viverci. Noi lo dobbiamo amare perché è casa nostra, e casa nostra giustamente lo possiamo dimostrare quando noi sotto una bandiera ci ricordiamo chi siamo, e quindi la storia è comunque una parte fortissima che non dobbiamo mai dimenticare, perché chi siamo stati ci insegna a guardare avanti e a capire anche dove vogliamo mirare. Quindi è un punto fondamentale su cui noi comunque ricordiamo sempre e ribadiamo, soprattutto per tanti giovani, compresa me, i miei figli, per chi c'è stato prima, che non la studiano a scuola, la storia di 1100 anni, perché 1100 anni sono un'immensità rispetto a 150 anni d'Italia. Quindi invito anche le persone proprio a cercare di informarsi anche su questo, perché è una ricchezza, è un qualcosa che ci rafforza tutti quanti. Adesso però lascio anzi, ho dimenticato una cosa, perché mi dicevano prima, noi siamo in diretta streaming, quindi ci sono moltissime altre persone che in questo momento ci stanno ascoltando, e quindi le salutiamo, visto che partecipano anche se esternamente a questa serata assieme a tutti noi. Adesso passo la parola all'avvocato Andrea Favaro, che è docente all'Università di Padova e che ci parlerà proprio del diritto all'autodeterminazione, che è il diritto su cui noi ci basiamo per portare avanti questo grandissimo progetto. Come preferisci? Ma poi uguale, facciamo così evito di alzarmi, eccetera. Ringrazio tutti quanti, ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato a parlare di un tema che mi è a cuore da qualche anno, dal punto di vista scientifico e anche dal punto di vista di coscienza personale. Un tema che mi è vicino, dicevo appunto, dal punto di vista scientifico. Infatti in questa sede io, lo ripeto anche oggi, ma l'ho già detto altre volte, l'ho condiviso con Alessio prima, che mi ha anche ulteriormente incitato a riferirlo a tutti voi, vengo in qualità appunto di docente universitario, nel senso che con gli scritti che mi è capitato di svolgere sin dal dottorato che ho fatto a Torino, sono sempre stato toccato da questo tema, che è il tema, come è stato detto dalla moderatrice appena adesso, della autodeterminazione della persona e quindi dell'autodeterminazione delle comunità, quindi dei popoli. Difficilmente mi collego come stile con chi mi ha preceduto, per cui chi mi ha preceduto ha fatto, come dire, l'exploit. Io purtroppo, chiedo venia, terrò un tenore, ecco vedete, lui si è alzato, io rimango seduto, un po' più basilare come dialettica e retorica. Non userò la lingua veneta, non perché non la apprezzi, anzi, ma perché i documenti su cui devo riferirvi sono quasi tutti, almeno in parte, tradotti in dialetto italiano, mi è stato detto, non so, lingua italiana, per cui userò questa. La moderatrice ha detto che mi ha introdotto dicendo che dovrei riparlarvi del principio di autodeterminazione dei popoli. Chi in questa sala non ne ha mai sentito parlare finora? Vedete che siamo già ben oltre al contesto in cui prima ci ha detto siamo proprio ignoranti. No, qui non siamo ignoranti, qui siamo tra gente che le cose le conosce. Allora il mio ruolo è facilitato, nel senso che non devo parlare tutta quanta la manfrina dell'autodeterminazione, autonomia, etimologia. Cioè sull'autonomia però un accenno voglio farlo, perché mi pare utile. L'autodeterminazione dei popoli, riconosciuta dal diritto internazionale e quindi anche dal contesto ordinamentale italiano, perché non può fare altrimenti l'Italia avendo sottoscritto varie carte trattati internazionali, ha una derivazione diretta dal concetto di autonomia, ma una derivazione diretta dal punto di vista etimologico. Quindi il mio chiarimento in premessa va svolto perché in queste settimane, dal punto di vista proprio scientifico, vedo che c'è una sorta di confusione
tra il principio e paradigma di autonomia e quello della autodeterminazione. Una confusione che non dovrebbe esserci, perché come vi ho detto, autodeterminazione deriva da autonomia. Chi ci ha parlato di autonomia fin dal principio, parliamo di 2500 anni fa almeno, era Platone, che nel Politico ci diceva che l'uomo libero è quello autonomo, ossia l'uomo capace di autoregolamentarsi. L'uomo schiavo è quello che non è capace di autoregolamentarsi e sceglie la parte peggiore di sé, non la parte migliore, ma qui non vi voglio intrattenere e annoiarvi sulle teorie politiche e non solo di Platone. Quindi autodeterminazione deriva da autonomia dal punto di vista filosofico. In queste settimane parliamo di autonomia in termini diversi. Ecco che vorrei fare un chiarimento, perché autonomia vuol dire capacità di autoregolamentarsi. Quindi non è qualcosa che si chiede in ginocchio a qualcun altro, è qualcosa che si autopretende, è qualcosa che ci si autodà, si potrebbe dire. Autos, nomos è greco, nomos è legge, autos è riflessivo, se stessi, una legge per se stessi. Non si chiede a qualcun altro che così implicitamente si riconosce come superiore, come padre, come Stato, come chiamatelo come volete. Autonomia non è questo. Eppure in questi contesti delle ultime settimane, seguo qualche dibattito politico pure io, mi pare di capire che si intenda per autonomia qualcosa che si dovrebbe chiedere a qualcun altro, che si riconosce così come inevitabilmente superiore a chi appunto fa questa richiesta, e quindi non è una vera e propria autoregolamentazione, è una richiesta di favore. Allora mi pare di poter dire in questa sede, dal punto di vista scientifico, che è più appropriato e più adeguato parlare di autodeterminazione quando si intende la volontà di regolamentarsi da soli, la volontà di essere sovrani. Ci siamo come chiarimento? Quindi potrei, andando un po' su un piano del dibattito contestuale, dire che chi parla di autonomia oggi balbetta, perché dice una cosa che non afferma. Dovrebbe dire indipendenza, parla di autonomia e invece non è indipendenza. Chi parla di autodeterminazione, dal punto di vista scientifico, credo parli in maniera più coerente. Potremmo dire che chi balbetta è diverso da chi parla seriamente. Fatta questa premessa sull'autonomia, perché il popolo si può autodeterminare? Allora capite bene che fare un ragionamento di questo tipo implica una ulteriore spiegazione. Cosa è popolo? Chi è popolo? Stamattina per curiosità mi sono guardato il video dell'udienza del 28 aprile scorso che si è svolta dinanzi alla Corte Costituzionale, era presente anche uno dei relatori di questa serata. E in quell'udienza si è discusso abbastanza del concetto di popolo e abbiamo avuto anche la fortuna, perché anch'io voglio dire vivo in questa regione Veneto, di sentire l'avvocato Cacciavillani che si è concentrato sul concetto di popolo veneto e il ragionamento era pregevole. Ma io vorrei andare anche oltre, o sotto ovviamente, vista l'autorevolezza dell'avvocato Cacciavillani, e dire, per chi non conoscesse l'avvocato Cacciavillani, parliamo di uno dei migliori avvocati, se non ero del Veneto, quantomeno del Veneto, per non dire qualcos'altro. Quindi parliamo di un big che si è fatto non per titoli titolati, su esperienza nei tribunali. Chiusa la parentesi e dando a ciascuno il suo, direi che di poter andare sotto quello che ha detto Cacciavillani, perché il concetto di popolo non è possibile dal punto di vista giuridico internazionale definirlo in termini univoci. Perché? Perché è un concetto di diritto pubblico, privato, andiamo via veloce, e quindi è un concetto che si determina grazie ad altri elementi, non è appunto un concetto che si autodetermina, non è un concetto autonomo, ha bisogno dei confini, ha bisogno di una sovranità, quindi mutuando non un giurista famoso come Ulpiano, non un avvocato di grido come Cacciavillani, ma mutuando, come mi piace spesso fare, un protagonista della non tanto recente cinematografia statunitense, cioè Forrest Gump, posso dire senza aver timore di essere sconfessato che dal punto di vista giuridico internazionale popolo è chi popolo dice di essere. Punto.
se qualcuno si vuole definire popolo, deve avere l'accortezza di radunare una comunità che è convinta di questa definizione. Popolo è chi popolo si dice di essere. Punto, basta, non c'è altro da dire. Quando è stata la commissione Zaia che mi ha convocato assieme ad altri giuristi molto più autorevoli del sottoscritto, così io ritengo, ho avuto da questionare con uno di questi per almeno mezz'ora perché lui era convinto che invece il popolo fosse una definizione definita dal diritto internazionale. Io ero sereno nel dirgli no, guarda, non è così, pur avendo un'età molto inferiore e una posizione molto inferiore dal punto di vista accademico. 2 giorni dopo quello stesso membro della commissione mi ha chiamato e mi ha detto guarda, ci beviamo un caffè al Bo. Siamo andati, al Bo è l'Università di Padova, giurisprudenza, ci siamo andati a bere un caffè e mi ha detto sai che hai ragione. Non c'è una definizione definita, univocamente compresa da tutti, per qualificare il concetto di popolo. Quindi quando parliamo di autodeterminazione dei popoli, e vado adesso al centro, al nocciolo della questione, abbiamo capito che popolo è una definizione, che c'è anche nel nostro statuto vigente, lo statuto vigente della Regione Veneto, ma che è, come dire, labile, friabile. Non è, come dire, dal punto di vista giuridico, non storico, culturale, come chi mi ha preceduto ha detto benissimo, giuridico, io faccio il giurista. È una definizione che ha i contorni labili, quindi se noi vogliamo oggi definirlo, lo possiamo fare. Basta avere un requisito che poi dirò, cioè che la maggioranza, per tornare a quello che prima qualcuno provava a dirci, no? Bene, quindi adesso ci concentriamo, cioè torniamo sul paradigma dell'autodeterminazione, giusto? Cos'è l'autodeterminazione dei popoli? L'autodeterminazione dei popoli è quel principio in base al quale un popolo, o chi dice di essere popolo, ormai l'abbiamo chiarito, si determina dinanzi ad altri popoli o ad altri ordinamenti vigenti. Il popolo veneto può farlo oggi, presente, futuro. Io direi con una premessa, grazie a Dio ho il dono della fede cattolica, cristiana cattolica. Nessuno mi ha mai regalato il dono della fede nella Costituzione, nessuno. Perché non ci può essere la fede nella Costituzione. Chi mi ha preceduto ha detto abbiamo bisogno di un credo, è vero, io sono convintissimo di questo, anche chi è presente qui in sala sa bene di cosa sto parlando. Ma non si può credere in una carta scritta da uomini. O meglio, si può credere come io credo in un contratto nel quale mi fido perché ho un contratto di affitto, ci devo vivere, non in quella casa, mi fido dell'altra parte. Ma non posso fidarmi fino a prova contraria di un testo scritto da uomini 70 anni fa, che magari non capivano nemmeno il contesto in cui vivevo io e il popolo veneto oggi, non riuscivano a capirlo. E quindi, tagliandola corta, direi che non ci può la storia insegnare se non almeno una cosa dal punto di vista ordinamentale, che c'è un tempo per la Repubblica Italiana, c'era un tempo per il Regno d'Italia, c'era un tempo per la Repubblica Serenissima, ma ci sarà un tempo in cui la Repubblica Italiana non esisterà più. Questo è certo, è certificato, voglio dire, ma a prescindere, voglio dire, non sono un veggente, non voglio esserlo, mi fido poco dei veggenti che dicono di esserlo, per cui è una questione basata sulla storia dell'essere umano. Avete mai saputo di un ordinamento giuridico che è rimasto tale da quando l'uomo ha cominciato a, scrivere sulla pietra? Non c'è mai stato. Qui invece ci raccontano dell'ordinamento giuridico italiano, lo raccontano meglio Morosin, il 28 aprile l'ha raccontato i giudici della Corte Costituzionale, che sarebbe di per sé perenne. Ecco, capiamoci, presente non è uguale a perenne. L'ordinamento giuridico italiano è un presente, non ci sarà in futuro. Tutto dipende da quando non ci sarà più. Queste sedi servono anche per capire questo, per ragionare se dentro di noi, dal punto di vista non scientifico, ma soggettivo, dal punto di vista delle nostre coscienze, riteniamo oggi adeguato per noi, per le nostre famiglie, per i nostri affetti, per i nostri lavori, per le nostre parrocchie, per le nostre associazioni, lo riteniamo la Repubblica Italiana adeguato a quello che noi crediamo di poter fare con tutti questi soggetti, associazioni, parrocchie, famiglie, lavoro. Se noi lo riteniamo, bene, se non lo riteniamo dobbiamo sentirci liberi di poter dire basta. E come allora? Eccoli, come si sviluppa il principio di autodeterminazione.
Allora, il principio di autodeterminazione si determina, si vive, si incarna nella dichiarazione, meglio, nella libertà di espressione. Bisogna cominciare da questo. Chi mi ha preceduto l'ha detto in maniera molto diretta, incisiva, e vedevo che nei volti vostri era determinante. Cioè bisogna cominciare a dirlo. Per autodeterminarci bisogna cominciare a dire ciò che vogliamo. E il bello è che oggi nella Repubblica Italiana, nella cosiddetta Repubblica Italiana, che è di sicuro del passato, è del presente, non sarà del futuro, questo è certo, già ci è permesso. Sapete che all'interno dell'ordinamento giuridico vigente, io, Andrea Favaro, posso dire, adesso vado a leggermi l'articolo per evitare di dire corbellerie, visto che siamo in diretta, eccetera, posso dire che l'unità nazionale italiana mi pare ambigua, schifosa, incoerente, non mi fate dire altro che è meglio, e nessuno mi può dire nulla, lo sapete? Lo sapete perché nel 2006 finanche il Parlamento italiano si è reso conto che mettere dentro qualcuno per queste affermazioni era inconcepibile in un regime democratico. Quindi nel 2006 hanno fatto una modifica al codice penale che ha permesso queste affermazioni, ma come è giusto che sia, voglio dire, che posso farle a casa mia, con mia moglie, al pub, al bar, qui al Best Western Hotel di Paese Treviso o dove voglio, in Italia e all'estero, e nessun procuratore della Repubblica mi può dire nulla. Quindi, primo elemento, bisogna cominciare a dirlo. Collegato al primo elemento, si può già fare. Allora la domanda che qualcuno provava un attimo a intuire dalle affermazioni della moderatrice, perché si è arenato il referendum? Cioè, se lo possiamo fare? Ecco, c'è un problema, un paradosso. Io posso dirlo, in quanto Andrea Favaro. Ciascuno di voi può cantarlo, in coro, doppia voce, tripla voce, decidete voi. Ma il referendum non si potrebbe fare. Capite che c'è uno scollamento? E il bello è che uno dice, beh sai, il referendum non lo puoi fare perché in dittatura tu lo puoi dire nella tua taverna a luci spente col silenziatore, ma fuori non puoi dirlo. E no, ma qui siamo in democrazia però, non siamo in una dittatura. Allora perché? Perché non si può dire? Perché non si può dire? Perché? Ah, non c'è più la democrazia, allora basta, però questo sarebbe già un atto di onestà intellettuale, ci dicono, no? Affermare a chiare lettere che la democrazia è di facciata e non c'è nella realtà. Già la moderatrice ci faceva un esempio sulle province, sul Senato, potremmo andare avanti e tanto, su un governo che non ha legittimazione elettorale da almeno 2 o 3 giri, se non erro, no? Quindi voglio dire, potremmo andare avanti a parlare di queste cose, la democrazia forse è di facciata, ma siccome con la facciata noi dobbiamo giocare, perché io faccio finta di essere giurista, la facciata ci dice che siamo in democrazia. Allora in democrazia non ci possono essere queste incoerenze, questi scolamenti. Io posso dirlo personalmente, perché non posso dirlo comunitariamente? E invece io dico che si può dire comunitariamente, perché l'obiezione viene fatta da chi ci dice la Costituzione lo impedisce. Ora io ero con alcuni di voi, ci siamo già visti, non vorrei ripetere troppo, a Castelfranco, in altre sessioni, perché mi stimolano anche dal punto di vista scientifico. Il testo costituzionale, come accennavo prima, è un testo di carta scritto da uomini, non da divinità. Da uomini, in quanto tale si direbbe dal punto di vista filosofico è un elemento contingente. Ieri non c'era, oggi c'è, domani non ci sarà. Il testo costituzionale non è la Bibbia. La Costituzione è un pezzo di carta. Molti personaggi, molti autori, molti studiosi, non politici, parliamo di docenti universitari, hanno svolto delle affermazioni sul testo costituzionale che fanno rabbrividire. Non è quel mostro sacro che più di qualcuno vorrebbe farci dedurre. Sin dalla scuola elementare, io mi confronto con amiche mie, insegnanti elementari, e dico, ma Andrea, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo tu? Non è un mostro sacro. Come ho già detto in altre volte, come ha detto Salvemini, è un mostro di bestialità. Sempre mostro è, ma non è sacro. È un mostro di bestialità, diceva Salvemini, della Carta Costituzionale. Perché?
Perché, lo sappiamo bene, storicamente è un testo raffazzonato, frutto di compromesso non a rialzo. La Pira avrebbe voluto 3 giorni prima dell'approvazione totale che fosse stato messo tutto quanto sotto l'egida di Dio. Ovviamente l'hanno buttato al macero le sue affermazioni. Non a rialzo, è un testo di compromesso al ribasso. Accontentiamo tutti un po', a cominciare da quell'articolo 1 che è stato già citato, fondata sul lavoro, ma perché? Perché c'era un elemento ben preciso di questo compromesso, che sul lavoro aveva puntato tutta la sua scommessa politica e partitica, quindi gli aveva messa lì la parolina, ma come si può fondare sul lavoro qualcosa che tu dovresti prevedere per sempre? E non puoi prevedere in quanto Stato per sempre. O i diritti inviolabili, con Alessio qui dobbiamo sempre capirci, io credo che il diritto inviolabile sia un'affermazione che è incoerente in se stessa. Un diritto di per sé inviolabile cosa vuol dire? Che legittima di per sé un diritto violabile, ma su un diritto violabile di per sé è un non diritto, voglio dire. Ma perché? Perché è compromesso al ribasso. Quelli diritti inviolabili si dicono per nome e cognome, diritto naturale. Quello era il nome da dire, ma sai, diritto naturale la gente in costituente cominciava un attimo a aver paura, no, naturale, no, aspetta, religioso, no, Dio, no. Diritti inviolabili, che è una porcata. È una incoerenza in termini. Diritto assoluto chiamalo, ma lo sai il concetto di assoluto, sa stare assoluto. Chiamiamolo inviolabile. E come fai a dire che un diritto è inviolabile? Chi sei tu per dire? Fossi il Padre Eterno e dico, guarda, ti tutelo come paradiso terrestre, tu non avrai nessuna sorta di problema, eccetera. Allora il Padre Eterno può garantire che un diritto è inviolabile. Ma una serie di uomini, quali erano quelli della Costituente, potranno mai dire per sempre che dei diritti sono inviolabili? No, ma la realtà storica ci insegna che tutti quei diritti dell'articolo 2 sono stati violati. Tanto per dibattere con te adesso, sul concetto di inviolabile non riesco proprio a mandarmelo giù. Ma questo per dare solo degli accenni. Potremmo parlare dell'articolo 41, sulla proprietà privata, ma questo l'ho già detto anche a Castelfranco, ma tutti gli articoli che non hanno mai avuto attuazione, o quelli che hanno avuto attuazione dopo 10, 20, 30 anni a partire dalle regioni. Nel 47 c'erano previste le regioni, ma nel 70 vediamo le prime regioni. Gli anni 70, e perché? Perché la Costituzione, lo ripeto, non è un testo sacro, non è un mostro sacro. È, citando Gaetano Salvemini, quelli che sono lì in diretta se lo segnino, è un mostro di bestialità. Allora, se abbiamo un attimo compreso, scusate se vado veloce, magari se c'è un dibattito chiarisco, che il popolo è una nozione elementare del diritto pubblico dai confini labili. Se l'autodeterminazione dei popoli la sviluppa chi comincia a dirsi popolo libero, se questa autodeterminazione non può essere negata da un testo che è fatto da uomini con tutte le pecche che abbiamo visto citando i vari autori in più occasioni, vedete il ragionamento procede, allora dico qual è un contesto dentro il quale l'autodeterminazione non può essere negata, anzi deve essere valorizzata e dobbiamo, parlo anche per me, perché da studioso poi io mi metto le vesti di uomo e prima di essere studioso io sono una persona. Quindi io voglio autodeterminare la comunità in cui vivo, voglio offrire il mio contributo, dico dobbiamo recuperare un contesto dentro il quale legittimare questa operazione e il contesto è quello dell'ordinamento internazionale. Potrei dirvi tutta la serie di testi, ma vi cito solo quello che a mio modo di vedere è tra i più importanti. Prima che si sviluppi un testo, quando verrà fuori, sulla situazione che tutti oggi vediamo sui giornali della Crimea, che anche lì ci sarebbe da dire qualcosa a favore dell'autodeterminazione. Mi attengo invece ai fatti accaduti tra il 2008, il 17 febbraio del 2008 e l'agosto del 2010. Parlo della situazione del Kosovo. Voi sapete, no, tutti noi sui sussidiari, vedo qualcuno più giovane di me, ma non molti, abbiamo imparato a memoria che c'era la cosiddetta Jugoslavia, no? E Tito, la Jugoslavia, i Titini, Istria, eccetera, eccetera. Bene, a un certo punto è successo che negli anni 90, un po' di bombe, un po' di missili, anche qui Istrana era coinvolta, eccetera, la Jugoslavia si è sciolta come neve al sole, ma sapete, c'era successo l'89, per cui era una cosa, appunto, una volta c'è, dopo non c'è più. Sono creazioni umane, mica divine,
il patto di Varsavia. Allora la Jugoslavia si scioglie come neve al sole, la Serbia però ricomprende, vado veloce, anche un territorio chiamato Kosovo, che ha dei problemi interni perché ortodossi, musulmani, eccetera, etnie, eccetera, identità, qualcuno ci diceva prima, identità, storia, orgoglio. Sapete, a febbraio del 2008 il Parlamento del Kosovo, così si è definito, con 111 voti, cioè l'unanimità dei presenti, proclama una dichiarazione di indipendenza, che non è altro che un'espressione del principio di autodeterminazione, non parliamo, è diverso da autonomia, è il contrario dell'autonomia, ma è espressione del principio di autodeterminazione. E questa dichiarazione di indipendenza voleva dar vita a un nuovo Stato, a un nuovo ordinamento. E cosa avete capito? La Serbia, che era lì, diceva mica, scusate, no, dove andate voi? Tornate a casa, torna a casa Alessi un attimo che ti accarezzo un poco e torni con me, come qualcuno vorrebbe fare con qualsiasi popolo che si autodetermina. E allora la Serbia, serenamente, interpella le Nazioni Unite dicendo guardate che questi cugini qua cercano di fare i furbi, date voi una randellata a questi cugini in modo tale che tornino all'ovile e tutti quanti stiamo nella casetta dove comandiamo noi. E allora l'ONU interpella la Corte internazionale di giustizia perché formuli un parere su quello che è la possibilità per un ordinamento, per una comunità, di esprimere, di formulare una dichiarazione di indipendenza nel contesto attuale del terzo millennio. Non parliamo dei paesi postcoloniali, Africa, America del Sud, contesto europeo, ex Jugoslavia, Serbia, Kosovo. La Corte internazionale di giustizia, col parere del 2010, dopo che una marea di stati sono intervenuti con i loro fior di avvocati, dice che non vi è alcun divieto per l'espressione del principio di autodeterminazione. Non esistono divieti. Stop. Allora, è già successo in altri dibattiti, non solo accademici, che su questa affermazione si risponda con l'obiezione, sì ma guarda che tu parli del Kosovo, come dire, parli degli handicappati, parli dei barbari, parli dei trogloditi, parli di gente che si è fatta la guerra 2 giorni prima. No, la Corte internazionale di giustizia dice a maggioranza che l'espressione per la quale non vi è alcun divieto vigente al principio di autodeterminazione non è connessa alla specificità del Kosovo, è in generale. La gente però non si fa mai a leggere il paragrafo 79-80. In generale non vi può essere. Tanto è vero che la dottrina poi, cito Tancredi per l'Italia, ha detto, caspita, qui si cambia parallelo, si cambia paradigma. L'autodeterminazione dei popoli vale a prescindere, perché non vi può essere alcun divieto nel diritto internazionale. Tornando a Bovo e chiudendo, cercando di chiudere, si dirà, vi è il divieto del diritto interno, ammesso e non concesso che il mostro di bestialità abbia qualche sereno valore per la coscienza di ciascuno di noi. Ma capitemi bene, quale sarebbe lo Stato con un minimo di intelligenza che preveda nella sua Carta Costituzionale la possibilità implicita di andarsene per chiunque appartenga, o meglio, sia suddito di quello Stato? No, ditemi, chi è? Nessuno. Vi è stata una Costituzione che lo prevedeva, l'ho detto altre volte, quello dell'Unione Sovietica, ma capite, l'Unione Sovietica aveva altri mezzi per far capire che nessuno poteva andarsene dal loro dominio. L'Ungheria insegna, nonostante gli apprezzamenti che l'allora Napolitano, poi nostro Presidente della Repubblica, svolse in quel tempo e che poi ha rimediato dicendo che aveva un po' visto male la situazione, forse poteva dire diversamente, intanto lo ha detto tutti quanti. Allora io avrei da chiudere su questa questione qua e dico solo un dato. Dal punto di vista oggettivo, scientifico, noi abbiamo 21 paesi europei che nell'arco del XX secolo, i primi anni del XXI secolo, si sono autodeterminati, cioè sono diventati sovrani grazie ai principi di autodeterminazione. Non si parla di qualcosa di astratto. Si parla di qualcosa che la storia europea ha vissuto negli ultimi 115 anni. Vi cito solo Kosovo 2008 e il primo degli esempi del XX secolo, qualcosa che per noi sarebbe inconcepibile oggi. La Norvegia, 1905, si distacca dalla Svezia. La Norvegia non esisteva come Stato. Voi lo sapete questo? Lo vai a dire adesso, sembra qualcosa di
perenne, la Norvegia è sempre stata, no, la Norvegia era Svezia. Si è autodeterminata la Norvegia nel 1905, lo ha fatto il Kosovo nel 2008, nel 2015 chi tocca? Grazie. Grazie come sempre per l'intervento dell'avvocato Favaro, perché ogni volta io credo veramente ci apra proprio l'orizzonte. Io ogni volta che lo ascolto mi rinnamoro delle parole, perché veramente danno proprio veramente un senso di respiro. Io dico, oggi abbiamo bisogno tutti finalmente proprio di poter respirare e guardare avanti però con qualcosa che effettivamente sia concreto, sia fattibile, sia pacifico, sia legale, e credo che lui ci abbia dato una bella panoramica a sostegno proprio della strada che noi stiamo percorrendo, della strada che ribaddiamo sempre essere una strada comunque istituzionale. Il nostro referente rimane la Regione Veneto, però sappiamo che siamo noi a dare il peso, ed è per quello che anche adesso ascoltando mi veniva la classica domanda: ma dobbiamo capire, ma vengono prima le leggi o vengono prima le persone? E io credo che sinceramente i diritti servano a far rispettare le persone, cioè le leggi servono a far rispettare i diritti, e quindi siamo noi a dover premere, siamo noi a dover far capire cosa vogliamo, e questo progetto ce lo permette, questo progetto dà la voce a voi, per cui io spero veramente vi siano entrati questi concetti, questo senso di libertà, i limiti che spesso noi ci creiamo e ci poniamo, perché comunque ci vengono anche calati dall'alto, cioè c'è tutto un lavoro dietro, però se piano piano ci avviciniamo vediamo che gli orizzonti si aprono. E io vorrei un attimo un intermezzo, prima poi di passare agli altri due relatori, perché sapete che comunque la scelta appunto che abbiamo fatto è stata quella di scendere anche in campo, perché come diceva anche l'avvocato Andrea Favaro, il peso lo dà la maggioranza, quindi la gente, il popolo che si definisce popolo e si dichiara popolo, e per cui abbiamo qui dei rappresentanti che lottano per questo progetto e portano avanti le istanze. Ci sono io, c'è anche Michele Favaro che è per l'area di Padova, Michele e probabilmente in altre anche come candidato, solo Padova, Michele solo Padova. C'è qui anche Soligo, vieni Daniele, se vuole fare due parole, visto che noi siamo candidati qui a Treviso, e quindi almeno due parole di saluto. Buonasera a tutti. Io la scelta l'ho già fatta 3 anni fa, quando ho conosciuto Alessio, e ho detto qui bisogna fare sul serio. A Vede Lago abbiamo incominciato con un gruppo di amici a fare sul serio, abbiamo vinto delle elezioni, e posso dire che rispetto a 3 anni fa, 2 anni fa, oggi sono 10 volte più convinto di quello che sto facendo. Ho una tranquillità interna e so che sto facendo qualcosa di veramente, come dire, utile, e vado avanti in maniera prepotente e forte. Grazie. Un'altra donna, io batto sempre per la partecipazione delle donne, che credo abbiano comunque tanto da dare, e quindi Daria Dalla Mora. Grazie, buonasera a tutti. Sono anch'io una delle candidate alle elezioni venete con Indipendenza Veneta, e anch'io come tutti noi sono orgogliosa di essere veneta, e ho deciso di mettermi in campo, di fare anch'io la mia parte, principalmente perché sono una mamma e sono preoccupata per il destino e il futuro dei miei figli. E non solo per i miei figli, ma perché prima di essere mamma sono anche figlia, e sono preoccupata per il destino dei miei genitori e nonni, che sono gli artefici del grande miracolo del Nord-Est, che stanno studiando nelle più grandi università del mondo. E questo miracolo del Nord-Est, permettetemi, di miracoloso non ha proprio niente, perché tutto quello che abbiamo è frutto di sudore e lavoro di un popolo che non ha conosciuto riposo o agevolazioni, ha conosciuto invece la povertà, la distruzione di 2 guerre e l'emigrazione. Un popolo che si è sempre rimboccato le maniche per lasciarci in eredità il benessere, e oltre al benessere anche la serenità.
Ora questo stato in cui viviamo sta vanificando tutti questi sforzi e noi da veneti, e riscoprendo l'orgoglio veneto, questo non dobbiamo permetterlo. Dobbiamo metterci in gioco in prima persona tutti quanti e domani mattina, quando uscite di casa, dovete dirlo a tutti che avete partecipato a questa serata e divulgare quello che noi chiamiamo il verbo di indipendenza veneta, perché solo con indipendenza veneta avremo un futuro. Solo indipendenza veneta ci darà la possibilità di assicurare ai nostri figli di non dover prendere la valigia e andare all'estero. Grazie, grazie mille. Nico, ecco, fa un saluto anche Nico Basso e dopo proseguiamo con il resto. Buonasera a tutti, mi parlo 2 minuti perché mi brava sempre perché parlo massa. Tua robe. Ultima occasione con Matita, questa è l'ultima occasione. Davanti vuoi sentire Daniele Solio. Quello che c'è scritto, scrivi la storia. Noi altri non scriviamo la storia, noi ne riscriviamo la storia durata 1100 anni. Votè Daniele Solio, votè Nico Basso, votè Silvia Dizzetto, votè chi che vuoi. Votate indipendenza veneta, Alessio Borosin presidente, punto. A proposito del nome, cioè Alessio Borosin è il fondatore, è il leader ed è comunque un socio, perché poi alla fine appunto non ha voluto cariche, tra l'altro, perché le abbiamo proprio appunto tolte, proprio per dare appunto il peso a questo discorso di democrazia, di dare voce proprio a tutte le persone. Però io ci tengo a ricordare una cosa, anche perché io stessa, che da 3 anni sono nel movimento, l'ho saputo pochi mesi fa. Lui stesso è una persona che ha una credibilità, io dico veramente rara. Non ha mai confidato a nessuno, lui ha fatto una scelta ben 5 anni fa, è l'unico su 226 consiglieri che 5 anni fa, quando ancora di vitalizi sinceramente non si parlava, mentre oggi vediamo grandi trasmissioni, è l'unico ad avere rinunciato ai vitalizi, ma rinunciato con la parola rinuncia nel vero senso della parola, non come quelli che sentiamo oggi che poi in realtà si riprendono a casa tutti quanti i contributi e quindi è un modo di dire che rinunciano ai vitalizi, nel terrore invece appunto delle leggi che magari riducono o tolgono. E credo che questa la dica lunga nella credibilità del movimento, al di là della persona che rappresenta, però per noi è proprio la fede del movimento, cioè noi vogliamo dare questo messaggio, vogliamo dare un cambio a questa politica che per anni ci ha illuso, purtroppo una politica fatta anche di tanti veneti. E io per prima vi dico che non sono una donna di politica, perché sono una mamma entrata a far parte solo proprio per un senso di responsabilità, perché comunque sono una che si è spesa sempre, che crede nel dare il contributo a livello sociale, perché serve, lo credo nello sport, lo credo nella scuola, perché ognuno di noi ha delle caratteristiche che meritano di essere messe a disposizione della gente, perché la comunità è fatta di questo e purtroppo si sta distruggendo proprio questo. Cioè la comunità la stanno distruggendo, i valori, quello che appunto sono le radici di questo territorio, perché diciamocelo, comunque dei grandi valori c'erano e dobbiamo solamente farli ritornare fuori e riprenderci in mano il nostro territorio, perché è questo che vogliamo, riprendere le chiavi, dire basta a chi ha una gestione che non è certo l'interesse del territorio, ma è ben altro e quindi la chiave di svolta c'è. Però dobbiamo essere ognuno di noi consapevoli di volerlo fare. E infatti è questa la domanda che vi lascerò quando andate a casa. Oggi, adesso, siete abbastanza consapevoli di voler prendere le chiavi del vostro territorio in mano, di poter dire e dare la vostra voce? Perché no, la questione è questo, legato a un discorso di giurisprudenza, quello che volete, ma è dare la voce ad ognuno di voi. Noi vogliamo questo, che sia un sì o un no, però ognuno di voi deve avere il diritto di poterlo fare. Andiamo avanti. Passo la parola a Michele Favero, che è il nostro primo consigliere, perché noi ci turniamo, abbiamo una figura che comunque ci rappresenta anche con l'esterno, ed è in questo momento Michele Favero, siamo orgogliosi anche di lui, perché uno di noi, qui c'è Ribello che dal primo all'ultimo tutti quanti sono sullo stesso piano, e lui ci illustrerà e vi farà anche un po' vedere i dati, perché effettivamente si parla, però quello che interessa spesso sono anche i numeri, e quindi lascio la parola a lui. Grazie.
Grazie a tutti voi, grazie a Silvia e grazie per la partecipazione. Vorrei anche un applauso per i ragazzi di Indipendenza Veneta che hanno organizzato sta serata straordinaria, perché è utile ricordare che siamo gli unici che riempiono le sale parlando di politica, perché la nostra è la politica del territorio. Io sono immeritatamente, come diceva Silvia, il primo consigliere e orgogliosamente il primo consigliere di un movimento straordinario che ha trovato radici fertili. Perché? Perché abbiamo colpito il cuore della gente. E una cosa che ci tenevo a dire subito è la differenza, perché prima il professor Favaro ha illustrato bene la differenza tra autonomia e indipendenza. Siccome di questi passi, sapete, e di questi tempi, prima Silvia diceva è un movimento giovane, è relativamente giovane, perché in 3 anni di battaglie ne abbiamo fatte tantissime, ma la battaglia, diciamo, la nostra soddisfazione più grande, lo accennava prima Silvia, è stata sicuramente l'approvazione della legge 16, ed è la nostra legge che abbiamo scritto noi, che è passata attraverso il progetto di legge 342, votato da ben 182 comuni all'interno del loro consiglio, e allora è stata una fatica enorme. E quando è passata quella legge, il 12 giugno alle ore 17:42, vi dico questo con precisione perché assieme ad Alessio Morosini siamo stati lì per 3 giorni a Palazzo Ferrofini, mai mi sarei aspettato poi di competere assieme al mio movimento per le elezioni. Vi dico francamente sta cosa. Però visto che hanno voluto farci competere, glielo dico, adesso siamo qui per vincere e vinceremo. Questo è poco ma sicuro. Hanno fatto di tutto per insabbiare la nostra legge, questa giunta regionale che a parole è a favore dell'indipendenza, poi ci mette invece degli imitatori che parlano di autonomia, sapete, ma se ci imitano vuol dire che siamo forti, perché di solito si imitano i leader e noi abbiamo il numero 1 e allora siamo sicuri di essere dalla parte giusta. In 3 anni non abbiamo mai cambiato la nostra denominazione sociale, chiamandola così in termini impropri, perché corrisponde anche all'oggetto sociale, indipendenza veneta, e noi vogliamo solo questo. Difatti nel nostro programma abbiamo un solo punto, che si chiama indipendenza, referendum per l'indipendenza del Veneto. Non ne abbiamo altri, ma questo non vuol dire che siamo a corto di idee ne abbiamo tantissime. Ed ecco perché non accetto quando qualcuno mi dice ancora, e mi infastidisce parecchio, ma il voto dato a voi è un voto perso. No, caro signore, il voto dato agli altri è forse un voto perso. A quella melassa autonomista, perché se prendete il programma della Lega Nord e del PD ormai sono tali e quali, e parlano sempre di autonomia, quando anche non parlano addirittura di maggiore autonomia, usano anche un comparativo. Non c'è una sola legge federale che hanno fatto in 20 anni e hanno anche la spudoratezza di parlare di maggiore autonomia. Se prendete il programma di Zaia di 5 anni fa, con prima il Veneto, fate un copia e incolla con adesso è tale e quale, non cambia nulla. Però nel frattempo i trasferimenti dei comuni sono calati del 30%, e prima lo illustrava bene Loris Mazzorato, e da qui al 2018 sono previsti che arriveranno a 0. Io ho ancora una lettera che conservo nella mia cartellina di un sindaco leghista di un paese limitrofo al mio, che scriveva: a fronte di 50 milioni di euro di tasse e imposte pagate allo Stato italiano, i trasferimenti non arrivano neanche a 150.000 euro. Allora ho detto a questo signor sindaco: ma perché non sei andato da Zaia, visto che la tua lettera è datata 2013, e non hai detto: allora governatore, perché non mi porti a casa le mie risorse? Ve lo dico io perché, perché non può. Perché se voi votate ancora chi vi ha governato per 20 anni, riconsegnerete la regione Veneto allo Stato italiano, ed è una regione che è già commissariata, perché prima del governatore comanda la Corte dei Conti, comanda Raffaele Cantone, il magistrato che deve controllare tutti gli appalti, comandano i magistrati, comandano i prefetti che decidono di mandarvi a casa profughi e clandestini senza la vostra volontà. Di cosa stiamo parlando? L'indipendenza veneta vuole invece ridare al popolo veneto il territorio, perché è roba nostra questa è casa nostra. Ecco la differenza sostanziale tra noi e la melassa autonomista.
con cui non condividiamo nulla, nessun programma. È la bandiera che prima orgogliosamente sventolava Loris Mazzorato, è la bandiera del popolo veneto, non della Lega, che l'ha fatta marciare assieme alle croci celtiche di Casa Pound a Roma, con le alleanze con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Non abbiamo nulla proprio da spartire con sta gentaglia qua, e mi dispiace che qualcuno se la prenda, non mi interessa niente. Indipendenza Veneta ha un solo obiettivo e lo porteremo a casa con l'aiuto di tutti voi, perché i responsabili adesso siamo noi tutti assieme e non abbiamo più nessuna scusa. Questa, come diceva prima Loris, è l'arma che abbiamo in mano, senza guerre e battaglie, perché non diventeremo mai problema di ordine pubblico. Qualcuno se lo tolga dalla testa. Noi vogliamo, attraverso un percorso istituzionale, pacifico e democratico, arrivare all'obiettivo e abbiamo la possibilità di farlo. Adesso vediamo rapidamente anche delle slide, così facciamo presto a capire dove ci hanno portato dopo 1100 anni di gloriosa storia veneta, 150 anni di ingloriosa storia italiana. Se possiamo andare avanti, Giovanni. Ecco, una pressione fiscale da record, questa è la pressione individuale, poi la pressione sulle aziende è arrivata al 68,6%, la più alta in assoluto del mondo. Se poi la mettiamo anche in confronto con i servizi che abbiamo, facciamo una risata che potrebbe essere addirittura paragonata all'80%, perché abbiamo dei disservizi più che dei servizi. Andiamo pure avanti. Corriamo un po', visto che ci concentriamo sui dati, se no arriviamo troppo tardi. Vai pure avanti, Giovanni. Andiamo pure avanti ancora. Facciamo un altro passino su quelle più importanti. Eccola qui, questa è estremamente importante, lo accennava prima Loris, la famosa spending review, no? Ogni anno assumono un manager, perché abbiamo così pochi ministri che hanno bisogno anche di un manager, perché il ministro, la parola ministro stessa deriva da amministrare, dovresti essere in grado di fare quello, però no, a turno cambiano e turnano. Cottarelli voleva tagliare troppo, l'hanno lasciato a casa. La spending review famosa, termine inglese per dire riduzione della spesa, è stata fatta gravare per il 70% sugli enti locali. Da qui, come vi accennavo prima, al 2018, arriverà ad essere stata fatta gravare per il 90% sugli enti locali, mentre le amministrazioni centrali si godono tutti i vantaggi e i diritti acquisiti. Andiamo pure avanti. Ecco, questo è un dato estremamente importante. Il costo della pubblica amministrazione in Veneto non arriva nemmeno al 35%, perché se guardiamo è il 34,9%, e del PIL regionale. Se confrontiamo questo dato, ma non è che ce l'abbiamo su con l'Italia del Sud, scusate anche il gioco di parole, perché noi non siamo contro l'Italia, è ben precisare questo, siamo solamente per ridare dignità al popolo veneto. Se guardiamo i dati della Calabria, della Sardegna, della Sicilia e così via, vedete che è ben oltre il 50% della spesa pubblica, cioè la percentuale del PIL è ben oltre il 50% per coprire la spesa pubblica. Riducendo in sintesi significa che ci sono dei produttori di tasse e dei produttori di ricchezza. Noi siamo produttori di ricchezza e gli altri, ahimè, sono produttori di tasse. Più, guardate, la Calabria arriva quasi a 2/3 del proprio prodotto interno lordo che è destinato alle spese per la pubblica amministrazione. Praticamente non si produce ricchezza. Andiamo pure avanti. Ecco, questa è la mappa del dare e avere, forse ne avrete sentito parlare sicuramente, lo accennava anche prima, mi sembrava chi mi ha preceduto. Abbiamo il Veneto a fronte di 150 miliardi circa di PIL, paga 70 miliardi di imposte e riceve trasferimenti per 50 miliardi. Facendo i cosiddetti conti della serva, significa che abbiamo un residuo fiscale di 20 miliardi. Il residuo fiscale è ciò che resta dopo aver già pagato le tasse. Attenzione, che qualcuno dice, ma anche tu poi in un Veneto indipendente dovrai pagarti gli ospedali, l'esercito e quant'altro. Certo, ma questo è ciò che rimane dopo che abbiamo già pagato questi servizi. E a questi vanno aggiunti anche 10 miliardi di interessi passivi per un debito pubblico che il Veneto non ha mai concorso a fare. Debito pubblico, per aggiornarvi intanto, che ha oltrepassato i 2.200 miliardi. Vi invito anche a scaricare l'app dell'Istituto Bruno Leoni e, dato che ci sono, scaricare immediatamente l'app di Indipendenza Veneta, perché noi siamo un movimento del futuro, abbiamo già pensato alla app, capite? Scaricatela subito questa.
Ecco, praticamente cosa significa questo? Residuo 20 più 10, 30 miliardi. 30 miliardi divisi per il numero dei veneti, siamo circa in 5 milioni, fanno 6.000 euro a testa. Una famiglia di 4 persone regala allo Stato italiano, che poi pensa bene a come scialacquare il nostro denaro, 24.000 euro l'anno. Io penso che tutti noi questa sera faremo una firma per 2.400 euro, altro che per 24.000. Pensate a quante cose potreste fare con 24.000 euro all'anno nella vostra famiglia e pensate a quante cose perdete anche economicamente, magari la possibilità di cambiare l'impianto della casa per riscaldarvi spendendo meno energia, o cambiare gli infissi, o cambiare l'automobile. Migliaia di cose che ci stanno impoverendo, perché? Perché abbiamo uno Stato, che un fisco giugulatorio che ci porta via tutto. Andiamo pure avanti. Questo è il residuo fiscale che vi accennavo prima, pro capite, andrebbe integrato ovviamente anche della quota degli interessi passivi. Andiamo pure avanti, Giovanni. Ecco, questo è un dato estremamente importante. Se non fossimo un paese solidale, e cioè applicando il modello Veneto a tutte le altre regioni d'Italia, anche se il Veneto non è una regione, non mi piace, né la definizione di nord-est né quella di regione, Noi siamo il Veneto e basta. Il nord-est vuol dire che avevi già identificato un centro, noi non siamo il centro, anzi siamo noi il centro, non il nord-est di qualcuno. Allora, vedete il risparmi di spesa con il modello Veneto, 157 miliardi. Non occorre chiamare chissà quale super bocconiano, bastava applicare il modello Veneto e avrebbero risparmiato una cifra esorbitante rispetto ai 10-20 miliardi che ogni anno si sforzano di tagliare e poi alla fine vediamo che è una bufala. Come diceva prima anche il sindaco, il debito pubblico, nonostante i tagli, continua ad aumentare. Allora evidentemente c'è qualcuno che i conti non li sa fare tanto bene. Ma bastava applicare il modello Veneto. Andiamo pure avanti. Ecco, questo è l'aumentare, anzi il grafico che dimostra com'è cresciuto il debito pubblico, perché qualcuno dice ma è stato l'euro la causa di tutto. Beh, non mi sembra proprio l'euro, anche se sicuramente non avrà fatto gli interessi dell'Italia, cosa che invece per il Veneto non avrebbe alcuna importanza, non perché lo dico io, ma perché nel nostro convegno anche di Castelbrando dello scorso 14 giugno proprio Pascal Salin, uno dei più grandi economisti del mondo e consulente anche del Fondo Monetario Internazionale, diceva proprio espressamente: guardate che per voi potete fare qualsiasi scelta, sia restare nell'euro o uscire dall'euro, perché avete i bilanci così straordinariamente in positivo che non avete alcun problema. È una scelta la vostra, non siete costretti a decidere una cosa o l'altra, ma potete semplicemente scegliere. L'agenzia Fitch infatti dà al Veneto la tripla A staccata dall'Italia, naturalmente. Ecco, come potete vedere dal grafico, dal 65 in poi, dalla famosa riforma Bassanini, il debito pubblico si è innalzato, come potete vedere, e adesso il rapporto tra debito pubblico e PIL è superiore al 135%. È la parte grigia quella fatta dalle amministrazioni centrali, e quella delle amministrazioni locali, siccome c'è sempre qualcuno che si riempie la bocca, e dice sono le province la causa di tutto, che adesso non si sa bene cosa, sono state trasformate in una specie di segreteria di partito, però vedete che la parte in viola è praticamente quasi inesistente e degli enti di previdenza non si nota nemmeno. Allora sono sempre le amministrazioni centrali che hanno alimentato il debito pubblico. Andiamo pure avanti. Ecco, questo è un confronto con la Germania. Come si vede, le spese di funzionamento per la Germania arrivano sì e no al 30%, quelle in Italia sono al 70%, la cosa è notevole. Le spese di funzionamento si intendono quei consumi intermedi, sarebbero quelli che non sono necessari per far funzionare la macchina, cioè sono quelle assunzioni, tra virgolette, o quelle cose che l'amministrazione centrale fa solamente per alimentare il potere di se stessa e basta. Tutti quei consumi intermedi che facilmente potrebbero essere ridotti, che forse Cottarelli voleva tagliare, ma poi hanno tagliato lui, perché evidentemente quello doveva essere fatto. Andiamo pure avanti. Questa è una cosa importantissima, il livello di evasione fiscale, dato che qualche giornalista cita sempre i veneti quando si parla di evasione fiscale, ma i veneti
hanno fatto tanto, hanno accumulato ricchezza a forza di evadere il fisco. E come si vede il Veneto ha una bassissima evasione fiscale, e se lo paragoniamo anche a qualche Stato estero o a qualche regione, tipo la Baviera, nobile regione della Germania, abbiamo un'evasione fiscale più bassa della Baviera stessa, e i tedeschi solitamente sono estremamente ferrei con chi evade il fisco. Allora non siamo per nulla degli evasori, anzi ne paghiamo moltissime di imposte, visto che abbiamo un residuo fiscale anche di 20 miliardi. Andiamo pure avanti. Ecco, il PIL non è tutto, questa è una cosa straordinaria dei veneti, sembra che sto parlando sempre e solo a favore dei veneti, no, ma se è vero, se siamo i più bravi mica è colpa mia. Anche per quanto riguarda la solidarietà, siamo i primi che partono quando c'è un terremoto, i primi a partire quando c'è stato il terremoto in Emilia Romagna dell'Aquila. Io mi ricordo i tantissimi camion della protezione civile che partivano per soccorrere gli abitanti che sicuramente non erano veneti, eppure mai si sono tirati indietro i nostri conterranei. Così come per le donazioni del sangue, siamo primi anche in quello. E allora attenzione quando si dice ai veneti volete l'indipendenza perché siete egoisti e sì tanto taccai ai schei. No, siamo attaccati alla nostra gente, perché non vogliamo più vedere altri suicidi o istigazioni al suicidio di questo Stato governato dai burocrati e dalla mafia. Vogliamo finalmente che sia governato dalla nostra gente. E non mi sembra di aver visto tanti politici ai funerali di piccoli artigiani e commercianti veneti che si sono suicidati, ahimè. Chiudiamo la parentesi. Andiamo pure avanti. Diciamo che possiamo, Giovanni, ultimare anche le slide, credo. Ecco, questo è un altro dato importante, solamente applicando il modello Veneto, come vedete scorrere nella slide, ci sarebbe stata una diminuzione del personale pubblico di ben 523.000 unità. Ma sapete bene che il personale significa, tradotto in politichese, voti. E allora la pubblica amministrazione è sempre stata un grande serbatoio politico dell'Italia. Anche qui non c'entra nulla la razionalità, non si vuole cambiare perché evidentemente il sistema imploderebbe. E allora ecco perché siamo arrivati a questi numeri. Applicando il modello Veneto immediatamente si sarebbero risolti tantissimi problemi, ma questo non verrà mai fatto. Andiamo pure avanti. Il paragone con la Germania non ci interessa molto, di questo abbiamo già parlato. Possiamo ultimare, credo, anche con le slide. Ok Giovanni, puoi pure terminare. In ultima analisi allora, e mi congedo da voi, non abbiamo più bisogno di veneti che nascondono il cuore, di codardi che dicono no ma sai poi si rischia qualcosa, è meglio stare qui, è meglio non andare oltre perché l'indipendenza fa paura. No, guardate, l'unica cosa che può salvare la nostra terra e la nostra gente è l'indipendenza. Se votiamo ancora, se diamo retta a persone che negli ultimi 20 anni hanno distrutto la nostra terra, allora continuate su questa strada. Poi evidentemente avrete una parte di responsabilità, come diceva prima Silvia, guardando i vostri figli tra 5 anni, quando saranno costretti ad andare via, perché noi esportiamo laureati e diplomati e importiamo profughi clandestini, allora vi renderete conto che Indipendenza Veneta vi diceva la verità. È inutile parlare tanto di buona scuola e di altre cose se poi i nostri laureati per trovare un posto di lavoro o diplomati devono, è una scelta coercitiva coatta, non una scelta dettata dall'entusiasmo di andare all'estero, devono andare fuori per cercare un posto di lavoro. Io mi congedo da voi e ripeto, siete voi la nostra arma e la vostra arma se volete, con quella famosa matita, ma soprattutto dovete divulgare quello che Indipendenza Veneta stasera ha cercato di trasmettervi, ed è un po' di orgoglio ed è la consapevolezza che con la forza di volontà e con la caparbietà tutto si può fare e l'indipendenza è possibilissima, l'autonomia è una bugia e non credeteci più. Grazie. Grazie Michele. Io approfitterei un secondo della vostra attenzione perché guardavo proprio adesso
Un sindaco, a proposito dei sindaci che abbiamo, che portano, io dico sempre quando li posto, sono quei sindaci che meritano veramente la S maiuscola davanti, perché proprio sono le persone rappresentate. E in merito a questo, guardavo, c'è un sindaco che proprio orora ha praticamente fatto un articolo, una dichiarazione, è un sindaco tra l'altro della Lega, aspettate, scusatemi se riesco a vederlo, a leggerlo, è il sindaco di Segusino, esatto, che merita sempre un applauso anche lui, perché è uno dei grandi sindaci. Aspetta che non mi si gira sul telefono, volevo leggervi, ecco, cosa lui aveva dichiarato. Allora, qui dice, nuova scossa, si dice sull'articolo, il terremoto in casa Lega. Il sindaco del Carroccio Guido Lio, scusatemi, aspettate che rimpicciolisco un attimo, sistema le ali al Leone di Venezia. Alle prossime elezioni regionali voterò il candidato di Indipendenza Veneta Alessio Morosin. Perentorio, il primo cittadino di Segusino, dunque, nel voltare le spalle al governatore uscente Luca Zaia, è uno delle sue fila. E quindi credo che sia una grande testimonianza. Dopodiché prosegue dicendo, provengo dalla Lega, ma ora appoggio Morosin. È l'unico che ha un contenuto chiaro, e noi diciamo sempre le 3C, chiarezza, concretezza, credibilità, nel suo programma. A portare avanti l'indipendenza, spiega Lio, gli altri candidati sono senza contenuti, in preda a ripicche personali e ad inutili questioni di etica. E sia Tosi, qui dice, sia Zaia fanno parte ormai di un sistema italico. Ora, come cittadini del Veneto, bisogna decidere se affrontare come il Titanic, se affondare, come il Titanic, o dare vita ad un nuovo Stato. Questo è quanto lui dice e poi conclude con il sindaco, vanno avanti nell'articolo, il sindaco non le manda certo a dire, la Lega all'interno del suo statuto rivendica l'indipendenza nel suo primo articolo. Questo direi che è da memorizzare. Punto che all'interno del movimento stanno violando tutti in calza Lio. La Lega Nord non è nata per essere né di destra né di sinistra ed è quello che diciamo sempre anche noi come Indipendenza Veneta, perché qui si parla di veneti, non di colori e non di casacche, ma per portare un cambiamento radicale. Ora si parla di finta dialettica e sia destra che sinistra fanno parte della stessa favola, dalla quale dobbiamo uscire. Non ci sono problemi in Italia, è l'Italia stessa che li ha. E per concludere la serata passiamo la parola a colui che ha dato vita a tutto questo, ad un sogno iniziale che in realtà adesso stiamo vedendo sempre più prendere forma precisa, non più offuscata ma precisa con una barra dritta. Il nostro leader inconfutabile, il nostro veramente, non ho parole, lo diciamo sempre, ma perché è nel cuore di tutti noi, perché ha ridato finalmente la famosa luce di cui qualcuno parlava fuori dal tunnel, che invece finalmente vediamo, Alessio Morosin. Grazie a tutti. A me fa piacere l'entusiasmo, però credetemi, io ho i piedi per terra e ogni giorno penso quanto sia difficile l'impresa che abbiamo iniziato assieme. L'entusiasmo sicuramente è alle stelle, ma la razionalità che ci deve guidare, perché altrimenti rischiamo di deragliare e rimanere delusi. Io dico sempre, guai se si dispensano illusioni, perché chi dispensa illusioni raccoglie inevitabilmente delle delusioni. Quindi lungi da me stasera ulteriormente ingigantire le aspettative di chi è venuto nella speranza di trovare già un risultato. Noi abbiamo indicato una strada, abbiamo individuato un obiettivo, siamo convinti che sia possibile, siamo anche consapevoli che nella realizzazione di questo obiettivo, nel perseguire questa meta, ci siano degli ostacoli notevolmente rilevanti da superare. Ma è proprio per questo che siamo convinti, è proprio per questo che siamo caricati, perché abbiamo anche la consapevolezza della difficoltà dell'ostacolo e questo ci dà la forza per andare avanti. Io, lo sapete, non sono un sognatore,
stasera ho avuto tanti stimoli. Il primo è venuto da Loris, che con la sua carica mi viene a dire che forse faremo un buon risultato. Loris, noi siamo qui per vincere, anche se ci sono gli ostacoli, non per avere un buon risultato. E quindi tu sei testimone del fatto che se ci si crede si può vincere. Un prefetto ti ha destituito, un prefetto lo ha destituito per un consiglio comunale di codardi, possiamo dire codardi, non si viene puniti, politicamente codardi, e lui si è, codardi si trovano, e lui si è ripresentato evidentemente e ha stravinto nel suo paese. Bisogna essere persone che si assumono la responsabilità, capaci di assumersi la responsabilità. E noi ce la siamo assunta tutti, con, ripeto, la consapevolezza delle difficoltà che dobbiamo affrontare. Quindi tieni presente, Loris, che se è vero, come sanno ormai tutti, ma stasera vedo tanti volti nuovi e quindi questa cosa mi fa molto piacere, perché a Treviso abbiamo già fatto pieno al Maggior Consiglio e c'era una sala strabordante. Stasera hanno voluto esagerare i miei amici Lucchetta, ha detto prendiamo una sala a 500 posti, 600, non so quanti sono, forse è un po' esagerato, però è un piacere vedervi in tanti. Noi, ripeto, abbiamo la convinzione che quello che è l'esito del sondaggio di Ilvo Diamanti, voi sapete, anche chi è nuovo non sarà sfuggito, che Ilvo Diamanti della società Demos ha fatto nel marzo 2014 un sondaggio col quale chiedeva ai veneti che cosa avrebbero votato nell'eventualità dell'indizione di quel referendum che è il suo quesito nella legge 16 che abbiamo messo in piedi noi e che poi il Consiglio regionale ha votato. Il quesito dice: vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Una domanda secca, una domanda senza equivoci, una domanda alla quale si può rispondere solo sì o no. Ebbene, l'anno scorso, marzo 2014, quel sondaggio ha avuto un consenso, o meglio ha avuto risposta in favore del sì del 53%. A distanza di un anno quella percentuale è salita al 58%. E questo è un dato estremamente importante, perché quel sondaggio è un sondaggio scientifico, fatto secondo protocolli rigorosi, è una fotografia del momento. Vuol dire che 6 veneti quasi, 5,8 se vogliamo essere precisi, su 10 sono potenzialmente disponibili a sostenere l'indipendenza. Non dico che siano convinti, perché sono certo anzi che magari molti di loro nemmeno sanno cos'è esattamente questo progetto che noi portiamo avanti, ma hanno intuito, come cittadini che sono sofferenti, che quella è la strada per uscire dal tunnel italiano nel quale siamo confinati. E allora io chiedo ovunque, chiedo anche a voi, perché non è la mia voce che conta, è la vostra voce domani nelle piazze con gli amici, è il passaparola visto che non ci fanno andare nelle televisioni pubbliche. È ragionevole o irragionevole pensare che se quasi 6 su 10 cittadini veneti interpellati nel sondaggio hanno detto che voterebbero sì al referendum, di fronte alla possibilità di votare a queste elezioni del 31 maggio un qualcosa che è diverso dal referendum, che però da noi di Indipendenza Veneta è interpretato come atto referendario, almeno come l'abbiamo spiegato, è ragionevole, chiedo a voi, ritenere che almeno la metà si potrebbe dire, ma io voglio essere prudente, almeno un terzo di quelle persone, quindi 2 su 6, il 20% dei veneti non siano disponibili nel segreto dell'urna di fronte al disastro generale, di fronte alla mancanza di alternative serie a quelli di Indipendenza Veneta, non siano disponibili a votare e a mettere la loro croce sui simboli di Indipendenza Veneta e del candidato presidente? Io credo sia ragionevole. Finora nessuno ha smentito questo. Badate che noi stiamo arrischiando in questo periodo un'azione veramente molto molto forte. Io da quando è accaduto l'altra settimana, la settimana scorsa, venerdì a Vittorio Veneto, ieri l'ho ripetuto a Caorle, io voglio andare in piazza, voglio i comizi in piazza, voglio che la parola, il progetto del nostro movimento sia a contatto diretto con la gente. Bellissima la location, Giovanni, non è che non critica, Giovanni è molto sensibile, ci ha lavorato tantissimo, anzi vi chiedo di fargli un applauso perché
è sicuramente, si può spegnere sta cosa, se no si vede che manca i capelli. No, spegnere questa luce qua delle cose. Allora dico, noi abbiamo scelto di andare nelle piazze perché è a contatto con la gente che possiamo superare quell'ostacolo che ci viene posto anche dalla comunicazione. Voi sapete che a porta io sono stato deliberatamente escluso per 2 ordini di ragioni. Primo, perché quando il nostro ufficio stampa ha presentato il programma di Indipendenza Veneta, i giornalisti, perché voi vedete Bruno Vespa che arriva, signori buonasera, no? Presenta gli ospiti, suona i campanellini, fa tutte le scenette che sapete, ma dietro c'ha uno stuolo di giornalisti che lavorano per lui perché il canone noi lo paghiamo bene, no? Tra l'altro il Veneto è l'unica regione che lo paga in percentuali quasi al 100%. Allora gli è arrivata la documentazione che illustra quello che è il nostro progetto e dice: come? Cosa viene a dire questo? Cosa viene a dire? Ha un solo punto. E mi viene in trasmissione a porta, una trasmissione nazionale, dice lui, per me nazionale è Veneto, una trasmissione italiana, e mi viene a parlare di indipendenza? Sta cosa non va bene. È una cosa che non interessa a nessuno, salvo dimenticare che proprio a giugno dell'anno scorso, ospite della sua trasmissione, il governatore di Bolzano, Dünwalder, un giornalista che faceva, anzi lui, Vespa, faceva la parte dei veneti, diceva: ma voi vi lamentate, dice, a Bolzano, cosa dovrebbero dire i veneti che si trovano in una condizione per la quale hanno un residuo fiscale di 21.000 milioni di euro e quindi sono disagiati rispetto a voi? E un giornalista economico presente in studio gli ha detto: abbiamo gli studi, se il Veneto che parla di indipendenza dovesse andarsene, e sorridevano, dicevano stupidaggini, no, però intanto l'hanno detto, dovesse andarsene l'Italia durerebbe 5 giorni, andatevela a vedere quella trasmissione, c'è in giro, 5 giorni. Allora io ho detto al mio ufficio stampa: rispondete a questi geni della comunicazione, i giornalisti di Vespa, che vadano a vedersi quel servizio, se non è un tema di rilevanza nazionale, come dice lui, il fatto che il Veneto stia discutendo di andarsene. È di rilevanza nazionale, come l'avete detto voi. Questo è un primo aspetto. Poi il secondo aspetto che gli ha detto, dice: ma sto candidato qua sa anche parlare, gli ha detto, no? Quindi ci squilibria l'effetto della trasmissione. E in più la scheda personale riportava quella cosa che ormai è risaputa da tutti, che io non avevo mai detto a nessuno, e 1 su 226, l'unico che ha rinunciato a vitalizio. Se io porto in trasmissione l'indipendenza che volevamo rappresentare, dico io quello che pensava Vespa, come un fatto negativo, come un fatto irrealizzabile, come un fatto di 4 sciocchi al bar dopo l'ultimo prosecco, perché noi siamo anche ubriaconi, no? Salvo che io beva acqua, e in più questo che ha rinunciato a vitalizio va nelle case dei veneti, 500.000 dicono loro, ma non importa, anche se sono 50.000, questo crea un effetto valanga dirompente, i veneti si svegliano e quindi si apre l'attenzione sulla questione dell'indipendenza. Giù la saracinesca, silenziatore, non si deve parlare di questo, Morosin fuori. Ecco perché io voglio le piazze, la sfida è nelle piazze, è nel luogo pubblico. Non vengono con me? No, non vengono. Ma non preoccupiamoci di loro, preoccupiamoci di noi, perché badate, oggi è l'11 di maggio 2015, si vota il 31, abbiamo 19 giorni ancora davanti, credetemi, per la campagna elettorale sono un tempo enorme, e può accadere anche di tutto. Io credo che se facciamo come questa sera Sale, e ce ne sono altri incontri questa sera, tantissimi, questo non è l'unico, ci sono decine e decine di incontri in tutto il Veneto, facciamo riunioni di questa portata, noi riusciamo a scardinare quel buio, a rompere quegli ostacoli che ci hanno messo davanti a noi. Lo facciamo, non c'è dubbio, io lo sento. E allora oggi per me è un giorno anche triste, perché fare campagna elettorale è un impegno immane, una cosa veramente pesantissima, ve lo dico, io non mollo, state pur certi, non sono uno che molla, però sento il peso e la responsabilità di questa campagna.
Vi racconto oggi cosa abbiamo fatto. Grazie. Vi racconto oggi cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto, tra le altre cose, a parte i mercati e il mattino, abbiamo fatto una conferenza stampa nel Bellunese. E i nostri ragazzi del Bellunese hanno scelto, non a caso, di fare la conferenza stampa non in un locale comodo, non in un ambiente elegante, ma l'hanno fatta davanti ad una fabbrica chiusa 2 anni fa, una fabbrica, la Invensys, che faceva timer per tutto il mondo, un'azienda leader, che aveva 600 dipendenti e che 2 anni fa ha chiuso con gli ultimi 160 dipendenti. Voi capite per il Bellunese cosa vuol dire. Abbiamo fatto la conferenza davanti là e i nostri candidati, sapete cosa hanno portato per spiegare alla stampa? Cosa hanno portato come esempio? Hanno portato delle valigie, perché il nostro Bellunese, che noi chiamiamo cantone del Bellunese, cantone delle Dolomiti, perché vogliamo che in un Veneto indipendente quel territorio torni ad avere quell'autonomia che gli spetta e che lo Stato gli rinnega, non deve più avere quell'immigrazione che ha devastato il territorio, che ha devastato letteralmente il territorio, che ha impoverito la comunità, che ha avvilito le comunità locali e le municipalità che hanno da sempre una tradizione straordinaria di autogoverno, di autonomia. Quello sarà un cantone dolomitico autonomo totalmente nell'ambito del Veneto indipendente, non c'è dubbio. E la cosa che io vado ripetendo, siccome so che anche voi amate quei territori perché sono le nostre zone di vacanza d'estate e anche d'inverno, territori straordinari, io ho detto c'è una soluzione semplicissima da attuare, è quella di lasciare loro immediatamente il residuo fiscale. Il Bellunese dà allo Stato 800 milioni di euro all'anno di residuo fiscale. Voi capite cosa vuol dire? Una cifra enorme. Con quella cifra cambierebbe la sorte e la vita della comunità montana. Altra cosa, come non bastasse, tanto per rendermi la giornata ancora più triste, ma la gioia me l'avete data voi stasera, sono andato poi nel Veronese, dove mi hanno chiamato le rappresentanze sindacali unitarie di una importantissima azienda, la Ferroli, un'azienda storica, 900 dipendenti senza lavoro, 900, più altri 200, tra l'altro un centinaio sono anche ad Alano di Piave, mi pare che hanno un'altra aziendina, e altri 100 in Toscana, 900 a San Bonifacio. Vuol dire 900 famiglie che sono preoccupatissime. Voi pensate a una famiglia che deve pagare il mutuo, che ha dei figli in tenera età, che ha quindi una situazione delicata da affrontare, ed è dal mese qua che non prendono, dal mese di aprile che non prendono il compenso, lo stipendio intero, e gli proponevano 500 o 700 euro se troveranno un finanziatore internazionale. Situazioni gravissime, e così, grazie, e così il Veneto è ovunque. Io dico ai giornalisti quando vengono a intervistarmi, anche i saccenti di radio Rai News 24 che è venuto ieri, che mi ha detto ma lei sa di fondi regionali europei, come fosse un analfabeta, è venuto a chiedermi se so di fondi regionali europei. Cosa incredibile, ci trattano come dei poveracci da terza fila, perché non so chi siano abituati a incontrare. Allora gli dicevo anche a questi saccenti, è inutile che faccia domande di quello che pensiamo noi sull'economia, le abbiamo noi le idee, vada prima a vedere con le telecamere a registrare la realtà delle zone industriali, artigianali e commerciali del Veneto. Ovunque, andate dove volete, trovate l'erba ormai che con la primavera è già alta così, o la scritta vendesi, affittasi, o il capannone che il tetto è stato rimosso per non pagare l'IMU, l'ICI e quant'altro. Allora questa è la realtà, ma noi non dobbiamo essere lamentosi. Io ho sempre la preoccupazione della negatività, guai se siamo lamentosi. Noi dobbiamo essere positivi, non dico ottimisti, ma positivi. Dobbiamo avere la visione della possibilità del cambiamento, questo è fondamentale. Ecco perché noi non potevamo sbagliare in questo passaggio di non scendere nell'agone della competizione elettorale, perché non potevamo lasciarla, come dicevano bene
i relatori che mi hanno preceduto, nelle mani di chi ripete il programma di 5 anni fa. Michele è andato a vederselo, perché quando dice queste cose Michele se le va a verificare. Non è pensabile che noi ripetiamo queste cose qua. Noi abbiamo fatto una scelta sofferta l'8 di febbraio, io stesso sono stato sorpreso, tutti noi, perché l'abbiamo meditata per mesi se presentarci o non presentarci a queste elezioni. E lui lo sa, e quelli del direttivo, io ero sempre più contrario a presentarmi che a presentarci. Perché? Perché si sapeva che portando il tema dell'indipendenza in un contesto di competizione elettorale regionale vai a svilire, vai a devitalizzare, vai a rendere impuro questo progetto, vai a danneggiarlo, viva Dio. E ci abbiamo lavorato come un figlio, l'hai allevato per 3 anni e dopo glielo dai a una zingara che lo porta, non è possibile. E la politica italiana è la zingara. E abbiamo sofferto, chi parla a volte senza sapere questa sofferenza, questo dramma politico che abbiamo avuto. Abbiamo sofferto nell'assumere questa decisione. E poi abbiamo avuto una gioia insperata, io ero incredulo, quel giorno stavo anche con un lutto di famiglia, ero molto triste. L'8 di febbraio abbiamo avuto un'assemblea che ha risposto all'unanimità di scegliere. E allora, quando dei militanti fanno una scelta all'unanimità, chi come me in quello stesso giorno è stato investito della responsabilità di essere il portabandiera come candidato alla presidenza della regione non può deludere, non può tradire. Deve spingere al massimo finché la salute me lo consente, fino a che la lucidità mi assiste. Non mollerò mai e io vado per vincere, per questo vado a vincere. Noi siamo in grado di dare una dimostrazione della forza che viene dal basso, come quando abbiamo presentato la legge, per chi non lo sapesse, o addirittura la risoluzione, il testo della risoluzione. Ah, siete venuti con la risoluzione? Ma Morosini, ma tu non l'avevi già fatta nel 98 una risoluzione? Ah sì, beh dai, lasciateci qua. Sorrisetti, così, no? Ci sentivamo, non dico dei pagliacci, perché mai ci siamo sentiti dei pagliacci, però come compatiti, sapete, no? Poveretto, si mette a mai in testa, compatiti. Poi hanno visto che la risoluzione è stata accompagnata da 20.000 firme nei mesi estivi, da maggio, giugno e luglio e agosto del 2012, e il 28 novembre hanno detto, beh dai, una dichiarazione di principio non si nega a nessuno, avevamo già fatto quella del 98, dopo 15 anni, l'hanno approvata, aggiungendoci 2 impegni che hanno immediatamente disatteso, sia come giunta sia come consiglio. E siccome il vizio lo coglie immediatamente, noi non abbiamo atteso praticamente nulla, perché abbiamo rilanciato immediatamente e abbiamo portato la proposta di legge 342, il 16 febbraio 2013. E quando abbiamo portato quella in regione, hanno tenuto là il testo per un mese e mezzo circa, e tutti lo guardavano con sospetto, sempre sorridendo, cos'è sta roba, no? Poi, sapete la storia, per farla in breve, un consigliere per vendetta, perché aveva perso le elezioni, gli avevano cacciato Valdecampi e l'UDC, l'ha firmata per primo, dopo tutti a correre, perché la Lega non poteva essere superata da uno dell'UDC, quindi l'hanno firmata tutti quanti. Poi ci sono state le audizioni per i 4 consigli, le sedute straordinarie del Consiglio regionale, con l'audizione degli esperti, non quello che avete sentito voi, questo è un vero esperto, professor Favaro è uno che ha scritto anche l'audizione dei giuristi, non perché è qui che mi ascolta, ma l'ho detto ovunque, poi andatevelo a vedere il testo della sua relazione, è un trattato di diritto di raffinata elaborazione, di grandi contenuti e di una chiarezza unica, con citazioni straordinariamente pertinenti e chiare, quindi convincenti. Lo si trova su internet, magari mi dai, lo dici subito, dai. Giusto, su quello Indipendenza Veneta, ecco, ci siamo appropriati, sul sito indipendenzaveneta.com, tra i documenti c'è tutti i pareri. Bene, andatevelo a vedere, non è per piaggeria perché è qui che ascolta, ma effettivamente il suo è il testo più straordinario che potete leggere. E là capite la fondatezza anche delle argomentazioni giuridiche. Bene, quella legge poi è stata approvata nonostante gli esperti, cosiddetti esperti, avessero minacciato, lo dico perché tante persone, tanti volti nuovi, avessero minacciato l'applicazione dell'articolo 126 della Costituzione con lo scioglimento del Consiglio regionale. Lo scioglimento del Consiglio regionale è una cosa inquietante,
mai accaduto nella storia repubblicana italiana. E allora vado anch'io in audizione, in conferenza di capigruppo col Presidente del Consiglio regionale, e il Presidente Ruffato mi dice: ma Alessio, perché abbiamo confidenza, fa, siete proprio sicuro? Guarda chi ne scioglie. Il professore che ha detto chi ne scioglie. Ho detto: senti, vado, dico, io non sapevo cosa rispondergli, perché uno così ti fa anche tenerezza, no, umanamente. Politicamente non vi dico, perché politicamente non ho opinioni, ma umanamente fa tenerezza, cioè gli voglio bene nel senso nobile dell'espressione tenerezza, non fraintendetemi, non voglio ridere nessuno, io rispetto. Gli dico: guarda, dico Valdo, che davanti ai capigruppo, gli dico: guarda che il Consiglio regionale della Calabria ha il bilancio verbale, qua ci sono degli imprenditori, no? Avete il bilancio verbale voi? Lei ha il bilancio verbale? No. Se ce l'avesse verbale cosa succederebbe? Che domani mattina gli sarà bottega, bravo. Ecco, il bilancio verbale non mi risulta che qualcuno abbia avviato le procedure per lo scioglimento del Consiglio regionale della Calabria. Hanno nominato dei commissari ad acta e ogni volta, o gruppi di commissari o comunque degli esperti, per vedere di sistemare questa situazione che non è ancora, è come la Salerno-Reggio Calabria, non viene mai a capo. Bilancio verbale. Poi gli dico: non bastasse, gli ultimi due presidenti della Sicilia, del governo della Sicilia, sono in collegio, gli ho detto no, così, per mafia, e neanche là hanno avviato la procedura del 126 per lo scioglimento del Consiglio regionale, perché il Presidente evidentemente in quelle operazioni non era da solo, c'era una operazione, almeno risulta dagli atti di processi, che coinvolgeva tutto o larga parte del Consiglio. Allora, se così stanno le cose, dico, è evidente che non è pensabile che per un atto che è volto a fare esercitare un diritto di manifestare liberamente il pensiero, la consultazione referendaria, qualcuno si pensi sia così pazzo da avviare una procedura di scioglimento del Consiglio regionale. Detto tra parentesi, solo per completezza di informazione, c'è stato anche un signore, meglio non citarlo mai, perché altrimenti, vabbè, lasciamo perdere, il quale ha detto che addirittura potrebbero interessarsi le procure della Repubblica, quindi un fatto penale, un organo legislativo che esercita potestà sovrana, che potrebbe essere indagato da una procura della Repubblica per qualche reato, per duelli o una cosa del genere, violazione dei diritti della personalità dello Stato, non so, sovversione, chissà quante cose ha pensato. Siamo arrivati anche a questa esagerazione. Allora io chiedo a voi, siccome tutto questo che hanno minacciato dopo l'approvazione della legge non è accaduto, che cosa hanno fatto? Che cosa ha dimostrato lo Stato? Di bluffare. Questo è lo Stato che bluffa. Perché se è vero, come diceva taluno, che nel caso di approvazione di quella legge si potevano avviare le procedure di scioglimento del Consiglio regionale o addirittura aprire i fascicoli in Procura della Repubblica, e questo non è accaduto, vuol dire che lo Stato ha bluffato. E sta bluffando oggi che chiediamo di esercitare un diritto che eserciteremo, state tranquilli. Arriviamo in Consiglio, vinciamo o non vinciamo, ma se siamo presenti riscriveremo la legge, che certamente sarà bocciata dalla consulta. Speriamo che la sentenza dell'udienza che si è tenuta il 28 di aprile, cui accennava il professor Favaro, avvenga prima del 31. Io me lo auguro che avvenga almeno 8-10 giorni prima, così ci darà una spinta in più per andare avanti sulla strada che abbiamo segnato. Qual è la strada? È quella di riscrivere la legge, perché, ed è il punto dal quale era partita la mia considerazione, noi non abbiamo un programma di 10 punti, di 9, di 8, di 7, di 6, neanche di 3, neanche di 2, uno ne abbiamo individuato, uno solo, per non consentire alla gente di sbagliare, per non permettere alla gente di sbagliare. Quindi quando andate fuori, quando parlate con i vostri amici, ricordatevi, se Indipendenza Veneta ha un solo punto di programma, caspita, e allora uno dice, vuoi sapere qual è sto punto? È il diritto di voto, cioè vuole farti votare. Dice, ma mi sono contrario all'indipendenza. Bene Mario, bene Giuseppina, tu potrai votare no. Vedi che Indipendenza Veneta si preoccupa dei tuoi diritti, dei diritti civici, mentre il governo democratico col punto di domanda non vuole farti votare. Indipendenza Veneta invece
sia ad opera perché tu possa votare. Quindi l'Indipendenza Veneta ha fatto un passo indietro per consentirti di essere cittadino, quello che lo Stato ti vuole impedire di essere. Guardate che la gente non può essere indifferente. Stiamo parlando di diritti fondamentali, bellissime le considerazioni del professor Favaro, non posso dargli replica adesso perché mi ero già fatto gli appunti, lui è uno scienziato della materia. Comunque, sono diritti fondamentali, chi piace di più così, non inviolabili. Sono diritti fondamentali ai quali non si può rinunciare. Allora vedete, dietro al diritto fondamentale che consente a chi è a favore del sì, e noi lo siamo tutti spero in questa sala, ma anche a chi è contrario, chi vuole votare no, consente di esprimere la propria opinione, di essere cittadino con responsabilità e dignità. Perché badate, se vedete in modo disgiunto questi due modi di essere, non c'è più il cittadino, deve essere responsabile e anche pensare alla propria dignità. Ma quell'atto che è atto di democrazia, di libertà e di diritto è per noi anche un atto politico, di straordinaria rilevanza e valore. Io uso una metafora, con un'immagine, dico che il voto Indipendenza Veneta non è ancora la scelta dell'indipendenza, ma è la chiave che apre la porta a un percorso verso l'indipendenza che può avere un'accelerazione in pochi mesi, se vogliamo, portarci alla consultazione referendaria vera e propria, e se i cittadini a quella consultazione parteciperanno almeno la metà più uno, e dichiareranno la metà più uno di quelli che partecipano che sono a favore dell'indipendenza, se sono io davanti, state pur certi, sarà la dichiarazione unilaterale di indipendenza, non la toglie nessuno. Allora, vedete, bisogna essere realisti. Io so che è difficile questo percorso qua, però dovete considerare sempre per gli amici che trovate domani per strada o in luoghi pubblici un'altra cosa importante, che non è che i veneti sono impazziti e sono soli. Questo è un atto, è un percorso, è una scelta che è stata assunta come da noi anche da altri popoli, altre comunità europee, che hanno il diritto, come popoli appunto, di perseguire l'obiettivo dell'indipendenza per via istituzionale e democratica. La Scozia ha votato il 19 di settembre dell'anno scorso, ha perso, vabbè, li hanno intimoriti, però hanno votato. Io vorrei essere un cittadino intimorito, ma votare. Non ho paura di chi mi viene a illustrare le opinioni contrarie, ho paura di chi mi impedisce di esprimere le mie opinioni. Questo dovete dirlo anche voi. Badate che se siamo ridotti a difenderci la democrazia, vuol dire che siamo ridotti veramente male. Questi hanno paura del referendum perché sanno già quale sarebbe il risultato, questo è il motivo. E adesso vedrete che andranno a vendere, hanno creato anche le imitazioni servili e fantesche, dico io, chiamandole indipendenza, perché verranno a dire: ma cosa volete l'indipendenza? Era l'unico argomento che gli era rimasto, L'indipendenza cosa vuoi? Prenderete il 2%, dai, 2,5%, siete bravi il 3%, ma cosa vuoi? Questi non sanno che sta arrivando una valanga che li travolge perché la gente non ce la fa più. Stamattina c'era Federico al mercato di Milano, un imprenditore di 79 anni, fortuna sua ne dimostrava anche 15 di meno, una persona in gamba, che ha lavorato una vita, mi ha raccontato questo. Ha detto: io non avevo un'azienda con 60 dipendenti. Vero Federico? 60 dipendenti. Ho dovuto licenziare, ha detto, non ho, testuali parole, Federico è qua, non ho pianto neanche quando è morta mia madre, ho pianto quando ho dovuto licenziare i miei dipendenti. E ha detto, aveva in mano il volantino di Guarnieri, dico giusto, di Guarnieri del PD, candidato regionale, e veniva dall'altra parte della piazza Vittoria a Milano. Ed è venuto da noi a prendersi il nostro, non è che è passato per caso, e ha detto quasi commosso, ha detto: andate avanti, perché io non voglio vedere che i miei figli piangano come me. Sono cose che toccano. Uno che fa una giornata così, io per forza che ho perso 4 kg. Vai a vedere quegli altri che chiudono l'azienda del Bellunese, 900 che erano disperati, ecco, trovi al mercato sto qua, uno dice: perché sono forte di carattere, se no uno ci rimette. Guardate che è durissima sta campagna elettorale, ma questa è la realtà che conoscete anche voi.
Non è la televisione con le notizie farlocche che un giorno l'occupazione è aumentata al 97% e il giorno dopo l'Istat smentisce un ministro. In uno Stato serio quello dovrebbe essere cacciato dal Presidente del Consiglio davanti alle telecamere in conferenza e un calcio nel sedere. Ma che cosa siamo? Allora, non fatevi ingannare neanche da altri slogan, io voglio essere breve perché tante cose ho da dirvi. C'è qualcuno che ha fatto dei bei manifesti stop immigrazione, come era no euro, e guadagnerà anche voti di chi è meno informato. Badate che stop immigrazione, io lo vado dicendo in tutte le trasmissioni dove sono stato ospite, se noi abbiamo uno Stato, e lo avremo rapidamente, presto, uno Stato che funziona, dove la legalità vale per tutti, soprattutto e prima per le istituzioni, non come viene in Italia che non vale per le istituzioni, per i rappresentanti della cosa pubblica, dove la giustizia è giustizia effettiva e rapida, gli immigrati regolari non vengono più perché questi sono già informati che l'Italia è un paese dei balocchi a tutti i livelli, nel senso che non funziona niente, sanno già, vengono dai tribunali, sanno già loro come difendersi, poi hanno le cooperative certe, vabbè lasciamo perdere. In sostanza è la certezza del diritto, il funzionamento delle istituzioni che blocca anche questi fenomeni di immigrazioni. Passerebbero lontani dal Veneto se il Veneto fosse indipendente, anche se non ci sono le frontiere. In Austria, per chi non l'avesse visto, non c'è il fenomeno degradante che abbiamo noi. Perché? Perché la legalità funziona, può anche non piacere, a volte certa rigidità teutonica non è che mi piace, però noi possiamo farlo anche in modo umano, noi abbiamo una forma di solidarietà legata ai valori identitari che ci connotano, quello della solidarietà è uno di quelli che connotano. Questo territorio, questo popolo è primo per donazione di organi, primo per donazione di sangue, primo per la protezione civile, primo per ogni espressione di solidarietà, quindi non temiamo di aiutare chi ne ha bisogno. Ma quando la solidarietà è imposta in questo modo vile, addirittura facendoci la cresta sopra, con la crosta nel cuore, perché questa è la realtà, non è più solidarietà, è speculazione politica. È speculazione politica. E allora anche chi dice stop immigrazione per eccitare le viscere della gente non ha capito che qui bisogna mettere stop all'illegalità dello Stato, stop a uno Stato che non sa dare risposta di giustizia con le sue istituzioni. Questo è il punto. Quindi noi abbiamo una visione, scusatemi, l'ora è tarda, non voglio annoiarvi, abbiamo una visione, un progetto. Dovete percepirlo che abbiamo la forza di un'idea che travolge queste miserie che ci connotano e ci attorniano di uno Stato fallito. E non ce l'abbiamo con l'Italia, perché io vedo ogni tanto c'è bisogno di sostenere quegli amici che dicono ma siete contro Roma. No, io amo l'Italia, quante volte lo dico, sempre, e la amo veramente, ma la amo per quella che è la sua storia, per quella che è la sua realtà così ambientale, turistica, per quello che è stata nel Rinascimento, se volete, ma è il Risorgimento che non mi appartiene, e questa unità forzata che non è l'11° comandamento calato dal Sinai, come dice il professor Favero. L'unità che cos'è? Io la dico in modo più banale perché sia capita da tutti. Viene prima l'uomo, la persona, o vengono prima dei confini che sono la cosa più variabile che la storia ci ha consegnato? Ragioniamoci su questo. Se un confine viene prima della persona, allora può passare tutto, allora lo Stato prevarica su tutto, allora non ci sono più i diritti fondamentali o inviolabili, ci sono i confini inviolabili. C'è qualcosa di formale che è inviolabile, non la sostanza, non la dignità delle persone, non il valore dei soggetti. Dobbiamo difendere la nostra centralità come persone. Che cosa siamo se no? Che cosa contiamo? Non ci servirà mica Pascal che ci fa chiedere che cosa siamo. Un raso pensant, diceva lui, un fuscello che spinto dal vento si muove. No, siamo delle persone portatrici di valori, quelli che io chiamo, tra l'altro, non dimenticatelo mai, i valori identitari. Chi è venuto prima di noi a toccare il tema dell'autodeterminazione l'ha fatto con una cialtroneria di linguaggio e un'assenza, un vuoto, un deserto di contenuti che mi fa paura. Parlava di razza e di etnie, nulla di questo abbiamo bisogno noi. Noi abbiamo bisogno di fondare
e di far valere il nostro progetto, brillare il nostro progetto di valori identitari. I valori identitari, cosa serve richiamarsi alla razza, all'etnia? Sono quei valori identitari che qualificano la qualità del lavoro, dell'impegno dei nostri imprenditori, protagonisti nel mondo, nonostante il fardello italico delle tassazioni, della burocrazia. Non so come facciano a competere, ogni tanto me lo chiedo agli esperti, anche agli economisti. No, c'è qualcuno che non sa ancora spiegarselo, come fanno i nostri imprenditori a resistere nella competizione, perché sono presenti nel mondo con un fardello come lo Stato italico. È una cosa inspiegabile. Però c'è anche da dire fino a quando si riuscirà a resistere in questo scenario di sofferenza, di appesantimento. Fino a quando? E io credo che siamo arrivati alla fase finale. Badate, la storia della rana bollita, no? È una bruttissima storia. Andatela a vedere su internet perché io non voglio neanche raccontarvela. È una storia vera, cioè praticamente oltre un certo limite poi non sei più in grado di risollevarti. La rana bollita, detta una battuta, cerco di farla meno greve, meno cruda di quello che è. Se voi prendete una rana, l'hanno fatto, brutale, e la mettete dentro un contenitore d'acqua calda, di brutto, la rana, sentendo lo sbalzo termico, salta fuori immediatamente dal contenitore, non sta dentro il contenitore. Voi prendete una stessa rana e la mettete dentro un contenitore d'acqua fredda, dentro il contenitore, lei sta tranquilla, l'acqua fresca. Poi mettete il contenitore sopra il fuoco e cominciate ad accendere il fuoco. L'acqua diventa tiepida, primo livello, la rana sta bene, dice è piena estate. Secondo livello, l'acqua comincia a essere calda, dice forse è agosto torrido. Terzo livello, la rana non capisce più cosa c'è, è finita bollita. O ci si ribella in tempo utile, oppure noi finiamo come la rana bollita. Badate che questa metafora brutale mi è stata raccontata a Bruxelles esattamente 1 anno e mezzo fa da un alto funzionario. Da un alto funzionario col quale mi sono rapportato, tra l'altro un veneto, che diceva attenzione, gli stati è difficile che l'Europa li lasci fallire, vedete come stanno facendo agonizzare la Grecia. Ti danno e ti tolgono, ma si porta sempre più giù il livello sociale di cui parlavi anche tu prima. Ti danno e ti tolgono, ti mettono in una condizione tale per la quale a un certo punto tu non sei più nelle condizioni di risollevarti. Questa è la situazione. Ma io non voglio lasciarvi con la tristezza di questa immagine. Vi ho detto che noi siamo caratterizzati dalla positività del progetto, dalla forza del progetto. Badate che quando lo vado a spiegare anche negli incontri, anche ai direttori settimanali cattolici l'altro giorno, no? Ad ogni livello, agli industriali, a tutti siamo andati, agli artigiani, ai commercianti, io gli dico sempre, badate che altrove, per esempio in Catalogna, ho avuto il piacere di conoscere, ci sono gli imprenditori protagonisti del progetto di cambiamento per l'indipendenza. La Catalogna ha 6.000 imprenditori dichiaratamente indipendentisti, perché sanno che se si tolgono dal fardello dello Stato, del Regno di Spagna, avranno come noi la possibilità di volare liberamente, assumendosi le loro responsabilità. Badate bene che l'indipendenza farà bene al Veneto come ai catalani, ma farà bene anche l'Italia, perché saremo in grado di dare veramente una forma di sostegno, di solidarietà quando ce ne sarà bisogno, dove ce ne sarà bisogno. Quella è vera solidarietà, non il furto quotidiano che abbiamo annualmente di 21.000 milioni di euro, cifre da Stato colonizzato, che non esiste in nessuna parte del mondo. Non è più solidarietà, né un prelievo fiscale che arriva fin quasi al 70%, che è esproprio, non è più prelievo fiscale, non è più rapportato ai servizi che vengono erogati dallo Stato, è un furto, è un furto. E quindi, ripeto, noi dobbiamo essere consapevoli di tutto questo per poter dare una prospettiva di cambiamento. Ultima cosa, in campagna elettorale spesso mi chiedono, e in questi incontri, soprattutto le categorie, dice, ma allora lei cosa ci promette? Se ve lo chiedo, diciamo, indipendenza veneta, cosa promette? Sapete qual è la mia risposta? Nulla, punto fermo. Dice, ma come nulla? Nulla, assolutamente nulla.
Noi abbiamo scelto un solo punto, quello del diritto di voto sul tema dell'indipendenza, che votando Indipendenza Veneta vi viene garantito. È un punto che può essere condiviso o avversato, gli spiego, ma certamente non ignorato. Quindi se lo ignorate, peggio per voi. È facile da capire, ma noi non promettiamo nulla. Dice, ma lei personalmente nulla. Semmai personalmente posso mettere sul tavolo quello che io sono stato, quello che sono, la mia storia personale. Il fatto stesso di essere stato l'unico su 226 senza averlo detto nemmeno ai miei amici, penso che sia un fatto che per 6 anni potevo dirlo chissà quante volte. L'hanno scoperto i giornalisti per caso. Questo metto a disposizione, quello che sono stato e quello che vogliamo realizzare in una quantità, in una moltitudine di persone che io mi auguro che il 31 maggio sia di almeno 1 milione di voti. Grazie. Ascolta, facciamo fare qualche domanda, chiudo. Allora, io ringrazio tutti quanti per la pazienza, perché comunque siamo andati abbastanza in là con il tempo, però d'altra parte quando si deve spiegare un progetto serve anche questo, la pazienza di ascoltare. Vi chiedo una cortesia, un invito. Sapete che il nostro appunto è un movimento che non ha finanziamenti ma si autofinanzia, e la forza che riusciamo ad avere anche nell'impatto al di fuori è con le pubblicità, con i volantini, con tutto quello che serve per la campagna elettorale. Allora io parto sempre dal basso, perché sono abituata a risparmiare anche per i putei. Chiedo sempre non cifre, però chiunque anche dia €1, anche ne diano 2, 3, quanto volete, ma anche €1, la monetina che c'è in tasca, quando si moltiplica per i numeri, per noi significa poter investire per portare voce, per dare voce a noi e a voi stessi proprio in questo progetto. Per cui vi invito a fare, ripeto, un'offerta che può essere veramente irrisoria, ma per noi ha un valore enorme. E dopo, in coscienza, beh logico, abbiamo detto, vi lasciamo con una... scaricate, esatto, l'app, perché è velocissima, cioè veramente chiunque ha un cellulare, è attiva anche per, no, solo Android al momento, Apple non c'è, però chi ha Android vi assicuro basta che andiate dentro Play Store, app, Indipendenza Veneta, questione di 20 secondi ce l'avete, questa vi tiene informati continuamente, tutti i giorni, se c'è una serata, se c'è un articolo, se c'è qualcosa di importante da sapere. A parte questo io vi lascerei appunto con il sorriso, perché Indipendenza Veneta ci lascia sempre con il sorriso. Noi siamo un movimento che vuole dare appunto positività e non negatività, vuole che tutti tornino a casa con una visione un po' diversa, con una speranza, quindi spero che questo vi portiate a casa, una speranza per voi e per chi è vicino a voi. Quindi riportatelo ai vostri amici, è un regalo. Grazie ancora a tutti. Bisogna che finiamo cantando. Siamo veneti indipendenti, siamo padroni a casa nostra, siamo amici di tutti quanti, anche di quelli che rompe i coglioni. Se femo le fabbriche e strade e case, costa mai ospedali che funziona. Non ho paura della qualità, non è gongole e il mose chissà.
Amo il sole e spiagge il mare e tante terre con gran vigne e frutti, lavoro sempre mattina e sera e coi che roba ti mettevo in preso. Veni sul Veneto, veni a San Marco, sono le nostre spiagge e sono le Dolomiti. Veni all'arena se suona e se canta, Gaven per tutti, un'ombra Venin. Gaven per tutti, un'ombra Venin. Viva l'indipendenza veneta! Bravo, bravo. Arrivo. Ostuemo. Bravo Tony. Ascolto Rami, Tutti Tony, grazie. ascolto B.